Ah! Gli amici Bellini online, che sono già tutti online. Voglio dire tutti, qualcuno, parecchi, i paraocchi che si devono mettere i cavalli per vincere di Ortomuso. E poi alla fine è così. Via, amici Bellini, benvenuti sul Caffè Napoli 1926. Valerio Flu, seguitemi su Twitter, che ne so, potrebbe essere una cosa interessante. Ogni tanto twitto anche io. Benvenuto Pituffo 78, l'ultimo iscritto che il mio software ha rilevato. Rivelare è un'altra cosa, rilevare, questa è una di quelle parole un po' particolari. Noi saremo Bellini oggi? Saremo Bellini perché può essere che qualche amico salernitano venga a trovarci e noi saremo Bellini. Questa ve la chiedo proprio una cortesia, perché noi per prenderci il diritto di dire siete disonesti, siete maleducati, fate delle cose così, dobbiamo essere noi lindi e pinti e puri, e possiamo, gli sfottò ci stanno, però sempre utilizzando parole appropriate, senza dover per forza scadere in linguaggio come si dice, da trivia, triviale, da trivio. Non lo so, ragazzi, io sto in America da 10 anni e solo grazie al canale, grazie a voi, ricordo l'italiano, altrimenti l'avrei dimenticato proprio tanto tempo fa. Da Massapiqua, troppo bello, Enzo D'Ambrosio. Facciamo un giro di saluti, ritorno all'indietro e faccio un giro di saluti volante. Francesco, Stellina, Max Allegri, Enzo, Claudio, Massimo, Giuseppe Argento, grande Giuseppe Argento, presentissimo, Sweet Pasta, Diego Maradona. Ho finito di vedere i primi 5 episodi, poi ne parleremo proprio a fondo perché è una roba bellissima. Ignazio, Francesco, vediamo un pochino, c'è Gregorio, saluto Salvatore, saluto Domenico, Mario Gessa, il grande Mario Gessi, il Bagnino che è un eroe napoletano, tra virgolette, all'estero, fammi dire all'estero, non fa niente, eccetera, eccetera, vediamo un pochino chi altro c'è Pepsi Pep, ci sono tutti gli amici Bellini, Salvatore Iazzetta, Salvatore Di Matteo. Quanto Salvatore? Secondo me Salvatore è il nome più gettonato. C'è Antonio Chianese, Carmine, Angelo Notorio, Andrea Notari, Francesco, alla grande, proprio alla grande tutti quanti. C'è pure Fluizot, che sono stesso io, che ricordo agli amici di andare a vedere la reaction perché dà infarto, perché è una di quelle reaction da infarto. Trovate il link, penso, in testa ai commenti proprio qui, insomma, così, eccetera, eccetera. C'è Falco75 che non manca mai, Pino Stracandido, Sergio Giordano, Daniele, Francesco Abate, Daniele Vellucci, eccetera, eccetera, Vincenzo Notari Giacomo e tutti gli amici Bellini. C'è Marco Borriello, Angelo Iovan, Zambotiamo, è proprio senza alcun dubbio il migliore in campo. C'è Marietto delle Vedove, c'è Luigi Della Vecchia, Valeria Lanzara e tutte le nostre anche quote rosa che non devono mai mancare. C'è Simone, Luca, vedi quanto siete belli, Luca, alla grande, Sergio, pro gamer, insomma, come cioè, il Stream Elements che sta funzionando, eccetera, eccetera. Aniello, Mario Gar, vai, va bene Vittorio, anche perché lui dice ci raggiungo in differita, sto occupando il mini, e ci sta tutta, amico mio. C'è Tony, noi siamo napoletani, esattamente, Luigi, Ciro, Virgilio, ovviamente, ovvio. 16 è un numero importante anche nella cabala. La Roma ha sfiorato il gol, ovviamente, ragazzi, perché i miei eroi guardano questa live, partecipano, lasciano un like, sfogano, lasciano i loro commenti, mi danno spunti tattici
e tutta una serie di cose belline, ma tengono anche un occhio magari alla partita, al posticipo, perché non si sa mai, magari qualche cosa può anche uscire, no? E voi me lo fate sapere. Umberto Caiazza, per esempio, Antonio D'Alterio, eccetera. Aris, come si dice in italiano? Io mi sono perso tutti i commenti, ho letto solamente i nomi giusto per fare un giro di saluti. Roberto M, Gianni e Nicola Vastarella. Signori miei, allora, che partita, dico una cosa subito: se la Salernitana prende le partite come ha preso questa qua contro il Napoli, si salvano a mani basse, perché questa intensità, questa cazzimma, questa voglia di recuperare le seconde palle, la pericolosità tra le linee, poi è chiaro, sono un po' spuntati in avanti, qualche gol lo prendono perché lo prendono, però con questo atteggiamento, se dimostrano questo atteggiamento in tutte le partite, si salvano, e noi da napoletani, da vicini di casa, siamo anche contenti, perché noi all'inizio del campionato, io quando ho dovuto fare la previsione di fine campionato, no, le promosse, cioè quelle che si salvano, quelle che vincono, eccetera, eccetera, ho detto voglio sperare che la Salernitana si possa salvare. Quindi se se le giocano così, però, come tutte, però non solo contro di noi, se le giocano così contro tutte, con quella cosa proprio, perché sembrava proprio che veramente anche per i tifosi bastasse questa vittoria qua per stare proprio tranquillo, Però ovviamente questo è quanto riguarda i nostri avversari. Per quanto riguarda noi, il 4-2-3-1 purtroppo non sono stato accontentato, perché avrei voluto Petagna Mertens dall'inizio, non è stato possibile, sono scelte, insomma, discussioni che poi vedremo durante la live, però vedi che Petagna serviva e Spalletti decide di alternarlo con Mertens, roba anche condivisibile, lasciando in campo uno Zielinski che tutti quanti noi abbiamo detto ma sta facendo poca roba, comunque, anche se mi è sembrato, se voi andate a vedere la reaction, io lo dico proprio, dico questa partita Zielinski si sblocca, poi questa è questione di mazzo che poi segna proprio lui, però queste sono quelle cose che danno convinzione anche allo spogliatoio, perché fuori Mertens resta Zielinski dentro e segna proprio Zielinski. Sono quelle cose straordinarie. Sono quelle cose straordinarie che hanno la loro importanza. Poi si può parlare della discussione di Osimhen, si può parlare di Insigne, ma poi alla fine credo che sia tutto risolto con affaticamenti muscolari, e perché non le possono giocare tutte. Non le possono giocare tutte. Di Lorenzo non le può giocare tutte. Insomma, andiamo a vedere un pochino di vostri commenti. Brewer. Senza Osi, ecco, bravo, l'hashtag della reaction, senza Osi, come Osi c'è la magagna con Petagna, che questa l'hai aggiunta tu, amico mio, perché io non l'avevo intuita alla grande proprio. Queste sono quelle cose importanti, perché Petagna sfiora il gol con quella traversa, ma alla fine entra a tutti gli effetti nell'azione pericolosa, perché quando puoi alzare pure un pallone ovviamente c'hai più fisicità là in mezzo e succede il marasma, quella rumba, e poi si segna. Ma Petagna mi è piaciuto tantissimo nella gestione a centrocampo, perché proprio quello è il suo punto di forza: dammi la palla addosso, la gestisco anche lentamente, faccio perdere un tempo agli avversari che mi devono rincorrere, se la difende. Servirà anche questo, ragazzi, perché senza Osi, come Osi, noi dovremo stare parecchio tempo senza Osi ad un certo punto, ovviamente. Allora andiamo a leggere un pochino di messaggi. Gaetano dice: abito di basso livello. Male. Sì, Gaetano, sono d'accordo, male anche stavolta. Qualche erroruccio anche nei confronti della Salernitana, perché c'era un paio di calcio, forse 2 calci d'angolo che non sono stati dati alla Salernitana. Però poi per quanto riguarda i falli, ovviamente poi andremo a vedere le statistiche, però ha fatto molto giocare, e quando tu fai giocare una squadra che sta là arroccata, che ti deve spezzare le gambe e non ti vuole far giocare a pallone, ovviamente
stai dando una mano a loro, non c'è alcun dubbio. Dopodiché la stessa espulsione di quello là, che non mi ricordo manco come si chiama, e tu stai proprio tu, cioè stai guardando proprio tu, e che stai guardando? Ti deve chiamare il VAR, è grave anche quello, se ci pensate è grave anche quello. Andiamo a vedere. E chi lo sostituisce di Lorenzo? Appunto Enzo, queste sono le problematiche che prima o poi, quando tornerà Malquit, però anche quando Malquit era a disposizione, Spalletti non è che l'ha usato moltissimo. Quindi dobbiamo sperare in un'incredibile crescita di Zanoli fulminea, proprio perché sennò come deve riposare Insigne, prima o poi dovrà riposare pure di Lorenzo. Ti segnalo l'alternanza Mertens-Lozano in fase di possesso non possesso. 2. Quanto mi fa godere Spalletti quando dice Insigne un affaticamento muscolare, punto. Esattamente, per spegnere tutte le polemiche. E ringrazio Alessandro Salerno per la sua donazione e per il suo supporto. Ribéry a 38 anni, 3 partite in una settimana. Sì, e d'altra parte ha saltato le prime, non è che le sta giocando tutte Ribéry, adesso sta entrando un pochino in forma e sta cercando di tirare su la Salernitana, perché è l'unico che effettivamente ha quello spunto, si può mettere tra le linee. L'espulsione è proprio l'espulsione di Koulibaly, è una sua intuizione, perché fa quel passaggio proprio in mezzo e quindi ci ha messo un pochino di paura, però poi è stato anche controllato bene da Politano nel primo tempo. Molti accorci in difesa di Politano, che ha fatto un'ottima fase difensiva. Anghissà si è messo davanti tante volte, l'ha veramente mortificato molto spesso mortificato. Andiamo a vedere altri commenti mentre Falco ti ringrazia. A quanti like stiamo? Perché siamo 189, ci dovrebbero essere, considerando i 70 like preventivi, magari voi state già qua, dovrebbero starci un 150, perché sennò mi fermo. Controllate, fatemi sapere. Vedi, come la dice Giulia, a me piace, perché c'è la cosa nei confronti dell'avversario eccetera eccetera, ma non c'è nessun tipo. Giulia la dice proprio bene: quest'anno avete anche l'onore di giocare al Maradona, l'anno prossimo non credo, e così a me piace, poi ognuno può decidere. 151, saliamo di livello, e rispondo intanto a Max Allegri, che non manca mai il mister. Tu forse per questo la Juve non sta andando, perché stai troppo qua sul nostro canale, caro mister, però sei un subscriber di alto livello e ti stai dimenticando di allenare la Juve. Possiamo dire che Petagnone sia un validissimo vice Osimhen, sta dando solo conferme fino ad ora e aspettative. 2 giocatori completamente diversi che devi innescare in maniera diversa, però è una punta centrale, e specialmente quando si gioca col 4-2-3-1 contro queste difese tutte arroccate. Mertens fa un po' più fatica, perché Mertens deve venire a giocare all'indietro, se poi si calpesta i piedi con il sottopunta con Zielinski si dovrebbero alternare molto, insomma va letta bene questa situazione qua. Ovviamente da Petagna non ti puoi aspettare una caterva di gol, perché è un po' macchinoso e non è che però quello che ci ha fatto vedere oggi sono cose importanti che ci hanno portato, anche con la sua presenza, i 3 punti. Buonasera Levitan. La prestazione è stata brutta perché loro hanno sputato Lana e noi no, hanno sputato la lana. Non mi fate cartare la lana, sapete? Il lanificio, non mi fate cartare la lana, diceva Peppino. Enzo, prestazione brutta, sinceramente non mi sento di condividere. Alla fine la butto là così. La Salernitana 0-41, quindi non arrivano manco a mezzo gol. Noi un gol e mezzo lo dovevamo fare proprio da XG. Se noi andiamo a rivedere le occasioni, ci stanno solo occasioni per il Napoli, poi potevi impegnare meglio, sicuramente il portiere non era facile, però prestazione brutta mi sembra esagerato. Certo che
abbiamo creato meno di altre volte, partita tosta, e ringrazio e saluto Virgilio Bandiera, sempre presente e sempre generosissimo. Spero che il contropiede inutile subito che ha portato il rosso a KK2 è un punto importante che Spalletti discuterà con i ragazzi per evitare in futuro. Assolutamente, Virgilio, perché ovviamente ora non so, 2 giornate, forse una giornata ce la dovremmo cavare. Vedremo, però ovviamente stai per andare a giocare la partita con il Verona senza K2, con Rachmani, Juan Jesus. Se non credo che Manolas recuperi, dobbiamo vedere, perché questi sono tutti questi leggeri affaticamenti muscolari che li paghi, e vediamo un pochino chi se la dovrà giocare vicino Rachmani, che si conferma grande difensore. E K2 purtroppo l'ha fatta l'ingenuità. Ora lo devi spendere il fallo, magari è stato un po' ingenuo. Non so se la palla, insomma, se Simi ci arrivava su quel pallone, veramente non lo so, però capita. Che ti devo dire, capita. Fabri non è il 9, ma la sua vera professione. Grande Vittorio, sempre di un'ironia sottile, ben fatta. La Roma sta giocando male, hanno paura. Si sono mangiati un gol alla Roma, soprattutto così si vincono gli scudetti. Speriamo bene, amico mio. Io sempre una toccatina me la faccio. Saluto Angela Torri. Il 4-2-3-1 di Spalletti, ci vuole la punta fisica o mi sbaglio? Tendenzialmente sono d'accordo con te. Secondo me non si può dire in assoluto Mertens non può farlo, perché poi l'ha anche fatto e anche bene, però magari contro avversari diversi, contro avversari che magari si giocano di più la partita, lo puoi fare, che poi si deve venire incontro, qualcuno deve prendere perché poi lo spazio lo devi occupare, lo puoi fare. Tende di più a riempire l'area un Elmas che si butta nello spazio anche senza palla. Zielinski lo vuole il pallone sui piedi, e quindi sono tutte cose che Spalletti su cui deve riflettere. Roma vicino al gol, 3 punti detti, il bello, il brutto e il cattivo, come il western visto in campo, e questa cosa rientrerà, il buono, il brutto e il cattivo, più in là su questo canale. Qualcuno già lo sa, qualcuno già l'ha studiata questa cosa. Diamo anche i meriti alla Salernitana, hanno fatto una partita con le palle onestamente. Esatto, Antonio, io l'ho detto subito che se la Salernitana continua così si salvano. Buonasera e benvenuta a tutte le amiche belline, e ringrazio e saluto l'ultimo Jedi, che è l'ultimo iscritto, l'ultimo Jedi, quindi benvenuto, e saluto e ringrazio anche Manu Abisati. Ciao Vale, Frank Anghissà ha preso il 4º cartellino, credo che contro il Verona senza lui e K2 se gioca gli daranno il giallo anche invendato, condividi. Ciao a tutta famiglia. Aspetta, fammi finire il messaggio. Sono nato a Salerno. Ah, ecco, vedi. grande Manu. Sì, non lo in diffida, ovviamente sì. È una delle problematiche, tu lo devi spendere, un fallo, poi vorrei rivedere se era da giallo, probabilmente ci poteva stare. Però queste sono delle piccole anticipazioni di quello che dovremmo fare a gennaio, perché poi perdi KK, perdi Anghissà e perdi anche Osimhen, quindi sono una serie di anticipazioni, e devi vedere anche di farcela senza di loro. È difficile, perché Anghissà è difficile da sostituire. Demme lo può fare tatticamente sicuramente, ma non ha quella fisicità. Anghissà ha fatto una partita maiuscola, perché poi quando allunga il piede Anghissà, anche per il fatto che ha la gamba più lunga, è più facile che ci arriva, il pallone lo tocca. Demme deve fare uno sforzo doppio per arrivare sui palloni, ma speriamo bene di non soffrire troppo. Michele D'Ambrosio, benvenuto e grazie. Fabri era a suo agio tra i fabbri, giustamente. Anche per me si poteva partire Mertens Petagna dal primo minuto, ma alla fine ha ragione Spallettone sempre. E infatti questa è poi la mia considerazione anche nella reaction.
noi possiamo fare gli allenatori da tastiera, possiamo fare gli allenatori da stadio, da bar, da caffè, gli allenatori da Telegram li possiamo fare, ma se alla fine, perché poi la componente fortuna fa parte del gioco, fa parte dello sport e fa parte anche del pacchetto di un allenatore, no? Che lo stesso Mourinho è un allenatore vincente che ha vinto anche col Porto, quindi ha sicuramente i suoi meriti, ma ha anche molta fortuna. Mancini ha avuto molta fortuna anche nell'Europeo. La fortuna è importante in questo, non vinci se non hai anche una piccola componente di fortuna, te la devi andare a cercare. Oggi decide di lasciare Zielinski in casa. Ora è chiaro che quel gol lo poteva fare anche Mertens. Mertens sarebbe stato in quella zona e quindi col senno di poi non possiamo mai dire questo e quello, però è chiaro che io quando parlo del mazzo proprio perché sull'inizio di quell'azione c'è uno spicchietto di Nakata, la Nakata del difensore della Salernitana, la Nakata, c'è proprio uno spicchietto di culo. Che quindi è il mazzo che praticamente tiene in gioco Zielinski, perché è questione di veramente di centimetri, veramente di millimetri, altro che centimetri, una roba incredibile. Ma Lozano non dovrebbe giocare a destra per essere più incisivo? Io sono d'accordo, Sergio, l'abbiamo visto l'anno scorso quanto Lozano a destra in buona forma, ispirato, sia anche più imprevedibile rispetto di quando sta a sinistra. Io lo preferisco a destra, ovviamente però quello è il sostituto naturale quando devi far riposare Insigne. Politano a sinistra l'abbiamo visto rarissime volte, perché poi diventa solamente un giocatore che deve raggiungere il fondo e crossare. Con Mertens al centro dell'attacco il cross alto non serve, quindi dovresti fare cross bassi, 50 difensori in aria, e quindi sarebbe stato perdere anche Politano che per me ha fatto una buona partita specialmente a livello difensivo, poi è andato anche sul fondo col destro a crossare, però abbiamo visto che i cross una volta è stato anticipato Zielinski, una volta ci è arrivato Lozano ma non è riuscito a inquadrare la porta, insomma i cross non erano proprio la scelta ideale in questa partita qua, proprio per differenza di fisicità anche. Petagna in partite come questa diventa la prima alternativa ad Osimhen e Mertens si muove in maniera completamente diversa e stasera era il primo da sostituire, Spalletti lo ha fatto appena possibile. Scusa Vale, non ho capito se K2 sapeva che Simi non sarebbe arrivato. Ma quello tutto, Angela, capita in un istante, è una frazione di secondo. Tu ti vedi scappare l'avversario, non puoi anche calcolare dove sta arrivando il pallone, stai guardando più l'avversario che la palla. L'istinto è fermarlo, poi ovviamente non ti è andata bene. Osservatore calciatori Davide Maranta, collaboratore del Caffè Napoli anche su Facebook. Non è che possiamo vincere tutte le partite giocando benissimo, una grande squadra vince anche soffrendo, dobbiamo capire che queste sono vittorie preziose. Tema scambio di ruolo Mertens-Zielinski, e questo è un tema che noi raccogliamo e vediamo un pochino, perché poi l'ha fatto anche il Mertens Petagna quando sono entrati entrambi contro la Fiorentina. Alle volte Mertens era più avanti di Petagna, quindi anche questo è un tema interessante che sicuramente domani nell'approfondimento tattico andremo a prendere tutte le cose. 200 like, bene così, forza. Elmas ogni volta che chiamate in camera dà sempre il suo contributo, sicuramente, anche oggi è entrato bene. Umberto dice: non è che Spalletti sta lavorando per un cambio modulo con Mertens e Petagna in previsione della Coppata? Sicuramente non credo si tratti di un cambio modulo, ma si tratta di cambio di come arrivi a fare le azioni pericolose, perché Osimhen si sa, lo puoi lanciare in profondità, gli puoi dare palla addosso, gli puoi dare palla alta, ha tutte le caratteristiche per fare un po' tutto. Con Mertens e Petagna ci devi arrivare con la famosa manovra avvolgente. La manovra avvolgente. Avete visto il video di Amy Scouting? Mi fa impazzire, che utilizza me come un meme. Ottimo Jesus, Riano Betti, un nome nuovo, benvenuto. Ha fatto il suo ingresso, Juan Jesus, è stato lì attento.
Ho saputo dell'Atalanta di che? Fammi sapere, Valeria, se ci sono. Io quello che ho saputo, non ho saputo, ma immagino tu ti possa riferire al lancio di oggetti che hanno colpito anche Reina, tra l'altro. Queste cose sono recidivi, tra l'altro. E quindi confermano questo atteggiamento. Male che nessuno ne abbia parlato con Gasperini, perché Gasperini fa bene a lamentarsi che succedono delle cose, fa bene a dire che gli arbitri devono parlare, siamo d'accordissimo. Adesso che ha perso un po' di contatto con le primissime posizioni, adesso si sta lamentando, però vediamo di parlare di tutto. Gasp, vediamo di parlare di tutto, perché non mi sembra il caso. Secondo te qual è la verità su Insigne? No, ma non c'è nessuna verità, Enzo. Io ripeto quello che ho detto agli amici anche in privato. A me, quando mi si parla di Osimhen che deve riposare, io ci voglio credere. Però noi le abbiamo viste quelle frizioni in campo. Però io ve l'ho detto, il caso non lo voglio creare io. Se c'è il caso lo spegneranno dall'interno Spalletti, Koulibaly, che è il leader che può legare Gulam, che possono legare il gruppo degli africani con gli altri senatori italiani, Insigne, Mertens per me italiano, napoletano. Possono legare tutto. Evitiamo i gruppetti. Poi non c'è Osimhen, non c'è neanche Insigne. Questo sinceramente ci fa capire che ci ricorda ancora una volta che giocarle tutte è impossibile, che arriva un momento in cui devi tirare il fiato, e quando hai la possibilità di sostituire con giocatori all'altezza, perché esce Osimhen, entra Mertens, è un giocatore all'altezza, esce Insigne, entra Lozano e Politano dall'altra parte, sono giocatori all'altezza. Non lo puoi fare in difesa, perché è chiaro che anche un Di Lorenzo dovrà riposare prima o poi, ma Zanoli si aspetta, non si butta nella mischia subito in una partita così di fuoco. Sarebbe stato un rischio che Spalletti non si sente di correre. Va bene vincere soffrendo, ma 16 tiri, 3 in porta, penso che la rosa in campo avrebbe dovuto fare molto di più. Esatto, imprecisi. Questo, Emanuele, è semplicemente una conferma di tutti i numeri che ci sviscera anche Guido Gentile quando ci raggiunge. Il Napoli ha una percentuale tra occasioni create, tiri in porta, tiri verso la porta, e occasioni realizzate, pur mantenendo un numero di gol alto, troppo bassa. La percentuale è troppo bassa, quindi non è la nostra specialità prendere la porta ed essere cinici ed efficaci. Questo è tutto, ed è una cosa storica. Spalletti, Gattuso, Ancelotti, Sarri, Mazzarri, da sempre. Buonasera Kepler, a Salerno ci copiano pure i poveri, l'ho sentita questa, conquistala per noi, Ale, Napoli, Ale, è vero, vabbè poi i cori quelli sono, in camera è felice. Ah, quanto sei bella. E poi a me mi fa troppo ridere quando tu cogli quelle 2 o 3 parole che spuntano a caso e le ripeti, a me mi fa troppo ridere. Spalletti, 2 punti, insegna l'affaticamento muscolare e il rischio di farsi male. Gli ho chiesto: vuoi provare a giocare? Lui, da giocatore maturo, ha detto: se c'è bisogno entro il rischio, non c'è nessun caso Insigne. E Spalletti la brucia così, la brucia subito. Grazie Giorgio. Il rosso di KK è lo stesso dato al Milan a Bologna. Per me non è mai rosso, perché Simi non arriva mai su quella palla. Marco, ti ripeto, non lo so se il fatto di arrivare sulla palla poi influisce sul regolamento. È mancanza mia, lacuna mia, che non so se questo influisce sulla decisione dell'arbitro. Veramente non ti so dire. Abbiamo altre cose però secondo me di cui lamentarci sicuramente. Dai che quest'anno si vince facile, ok, tu non sei un tifoso del Napoli, quindi io reagisco così, perché queste cose mettiamo i fuochi d'artificio, no, le mettiamo qua, perché questa è proprio una Jake Müller, proprio il tifoso del Napoli non parla così. Quindi mi dispiace, benvenuto, non so che squadra tifi, mettiamo prima le corna, poi mettiamo anche dove sta, mettiamo proprio il gufetto perpetuo, togliamo le corna e lasciamo il gufetto perpetuo, perché aumenteranno, ragazzi, aumenteranno,
aumenteranno a dismisura quelli che si complimentano, complimenti al Napoli per lo scudetto, non ci fate ridere, non ci fate deprimere, non ci tirate i piedi, ci tirate i piedi, tentate di tirare i piedi, è chiaro, ma non funziona, non mi convince a me questa cosa, io non soffro la tramontana. Non mi piace, mi fa freddo, non soffro. Roberto Borriello dice TVB, Falco dice TVB, e quindi sai, così è che noi reagiamo a queste cose. Non è nemmeno detto che Sini segni un gol una volta raggiunta la palla, ma è una chiara occasione da gol e va punito col rosso. Vedi, la grandezza poi del Caffè Napoli è questo: Levitan, da ex arbitro, da amico Bellino, tifoso del Napoli, che abita all'estero, quindi proprio senza, proprio al di sopra di ogni sospetto, ti dice quello che ti deve dire, e quindi io mi fido di chi lo ha fatto sui campi. Corna e bicorna, eccetera eccetera, sempre Sergio. Obiettivo quarto posto, poi il Bayern solo 100 per Osimhen, 200 per sostituire, che già è partito il mercato, amico mio, già hanno offerto 100 milioni per Osimhen. TVB, io non soffro. Sì. Ha segnato Ibra, ok. Sì, diamolo. Avete sentito? Vedete che alla fine il Milan non molla, e se il Milan batte la Roma e mantiene la condivisione della testa della classifica con noi, mi sembra proprio evidente che non puoi fare nessun tipo di siamo alla grande, stiamo lasciando il vuoto, non abbiamo creato nessun vuoto. Quindi non ci fate. Ai tirapiedi, no, avevo letto una cosa, buonasera Polli, mi sono dovuta riprendere dallo stress, ci sta tutta, amica mia, non ti preoccupare. E la grande Roma, aspettiamo che reagiscano. Disattenzione di Koulibaly che sottovaluta Simi e ha pagato col rosso. Ciao Polli, ora si festeggia, un cin cin, mi sono perso qualcosa? No, Mauro, ti sei perso che non vogliamo chiamarli così. Ti sei perso che ho fatto proprio la richiesta specifica agli amici Bellini di non scadere al loro livello. Quindi poi il gruppo facciamo quello che volevano, ma non in pubblico, perché dobbiamo mantenere un livello alto. Semplicemente questo ti sei perso. Sono qua per i rumori, un piccolo clacson c'è stato. Welcome Polli. Ma è stato Rizzoli a dire che quello del Milan è stato un rigore generoso perché non aveva la disponibilità della palla. Esatto, ma poi vedi Rizzoli, perché poi alla fine si contraddicono in continuazione, Marco. Questo è il problema di queste cose qua, che li dovete far parlare. Se voi li fate parlare gli arbitri tutte le domeniche, noi diventiamo anche più familiari con il regolamento, perché non possono poi contraddirsi proprio in pubblico se gli chiedono la cosa, e mano a mano noi impariamo delle cose nuove, non crediamo allo scandalo, perché l'abbiamo fatto l'altra volta, l'abbiamo detto, quindi devono parlare. Vogliamo parlare dei 3 cambi di campo su 4 di Mario Dui col destro? Dovevamo vincere per forza. Bravo Michele, io non me lo segno perché non mi posso segnare, anche altrimenti starei lì a scrivere la Manuenz. Ok, però sì, vedere Mario Rui che fa i cambi di campo, che non sono facili, perché comunque il campo è largo, ragazzi. Chi ha giocato a pallone lo sa, chi ha giocato a calcetto ti rendi conto, ma si può fare, ma chi ha giocato anche solo a calciotto sa benissimo che dopo un po' di partite ti abitui e col piede tuo riesci a prendere le distanze e a fare magari un cambio di gioco. Non tutti. Farlo col piede che non è tuo, con cui scendi solo dal letto, perché poi diciamoci la verità, che Mario Rui non è ambidestro come Zielinski, io mi emoziono. A proposito di svincolati, Mangala, ex Valencia, Paulinho, ex Barca, Aurier, ex Tottenham, terzino destro, ma perché non approfittiamo dei rapporti col Fulham per strappargli Anthony Robinson? Io che ti devo dire? La mia richiesta l'ho fatta. Io poi ieri segna il mio Singo, perché è il mio Singo, perché non l'ho sentito dire da nessuno quanto è forte Singo, e lo sto dicendo da 1 anno e mezzo, non da 1 anno, da 1 anno e mezzo.
appena l'ho visto subito mi ha impressionato. E quindi lì io dico il Napoli dovrebbe opzionare, non lo sappiamo se magari sotto traccia lo stanno facendo, non lo possiamo sapere, però però senza perderci nel buco dell'aria, poi troppi africani, diventa un problema seppure singolo africano. Olaine è un altro nigeriano molto forte. Anthony Robinson sì, per me sarebbe una riserva di lusso. Però vi devo dire una cosa, perché c'è ancora Gulam e il Napoli non si può muovere. Aspettiamo, vi dico solo questo. Aspettiamo. Per il mio stasera chiunque vinca ruba punti all'altra, quindi meno contendenti per il quarto posto. È così che la vedo anche io, Carmine. È così che la vedo anche io. Se poi pareggiano, prendiamo 2 punti su entrambe. Quindi se dobbiamo sperare in una cosa, però sì, anche io la vedo bene, perché noi abbiamo fatto il nostro dovere, quindi adesso si scannassero. Forza Napoli, bellina sempre. Sport e fair play sempre. Stanno saltando tutti, madonna, saltano tutti i messaggi, siete straordinari. Arostan e like, ci chiede Roberto Borriello. Anna Rossi dice a fine carriera lo compro io. Lei è molto molto come si dice, fond, mi viene solo in inglese. She's fond of Mario Rui. Non te lo so tradurre. Se qualcuno mi può tradurre fond, te li do io. Cinco. Giocavate a 5 a Natale voi? O giocate ancora, magari il Natale si avvicina. Grazie mille Giorgio, sei gentilissimo e anche sfizioso, oltre che generoso, sei anche sfizioso. Diego Forever, grande Valerio, nessuno parla della mancanza di un as. Io lo dissi nell'ultima partita, dissi che questa è la partita dove un as sarebbe stato ottimo. La sua imprevedibilità e velocità sarebbe stata fondamentale anche in partite come quella di oggi. Sono d'accordo al 100%. Sono d'accordo al 100%. Ma perché il Milan è sottovalutato? A me non sembra tanto non lo so cosa intendi, aiutami finisci la frase, Nicola. Tanto male l'ho preso. No, ma infatti non credo che nessuno qua lo sta sottovalutando, almeno non da parte mia, assolutamente. Poi qualcuno può ragionare sulle ultime vittorie un po' più strette, dove hanno sofferto magari un pochino. Anche noi abbiamo fatto una vittoria di sofferenza, anche noi abbiamo fatto delle vittorie un po' più strette, non larghe come siamo abituati. Si vince anche così. Grazie per il tuo supporto come sempre, grazie a tutti. Giacomo Guida, Mazzanoli al 90° per dare corsa e profondità e aiutare Petagna per far salire la squadra, cambio tattico magnifico, sì, ti aggiungo anche più che, come la vedo io, più che dare corsa e profondità è fisicità, perché tiene più colpo di testa, e allora dato che questi facevano la pallata e hanno messo i due grossissimi, Juric e Simi, quelli più alti al mondo, cioè la coppia nel calcio di attaccanti più alti messi insieme più alta al mondo, secondo me serviva pure un po' per i colpi di testa. Poi alla fine lui c'ha anche la corsa e si è portato il pallone sul calcio d'angolo, è stato ingenuo a crossarlo, perché lì te la devi mantenere, devi aspettare, devi farti fare fallo, devi temporeggiare. Questo poi è la differenza tra chi tiene l'esperienza e chi si sta adesso. Affezionata ci sta, fond sì, mi piace come traduzione, è anche un po' più profonda la traduzione, però va bene. Cosa mi dici dei cori dei salernitani? Noi non siamo napoletani, ma loro non fanno parte della Campania. Nico, a tutti gli effetti loro non sono napoletani, perché possono fare noi siamo tutti campani, possono fare questo, ma loro non sono napoletani e io sono anche d'accordo sul fatto che non siano napoletani. Poi bisogna essere non cretini e dire tranquillamente, ognuno lo dice con un'accezione diversa. Quando parte il coro non siamo, mi ero dimenticato del caffè, Alberto, ma non c'è bisogno, ti mando un bacio e bevo, grazie mille. Poi non facciamo gli scemi e
riconosciamo che quando dicono noi non siamo napoletani c'è un'accezione negativa di razzismo territoriale, ma lo sappiamo benissimo. Poi che lo fanno al nord e voi dite non siamo napoletani perché voi siete africani e sai quella cosa proprio dei terroni eccetera eccetera. Quando te lo fa una città che sta più a sud di te mi risulta anche stucchevole, ma ognuno fa la scelta che fa. Ognuno poi non si è quello che si dice, si è quello che si fa. Dove sta? Sta qua, aspetta. Non si è quello che i comportamenti, si è quello che si fa. Ognuno si prende le proprie responsabilità. Ibra Monito. Poi all'estero si spacciano. Ah, questo è vero, questo è verissimo, li ho incontrati tutti. Ah, di Napoli pure io, come no? Ma poi in America anche gli americani, no? Anche io sono napoletano. Tengo il mio bisnonno che è nato ad Avellino, in un paese di cui non conosco nemmeno il nome. È diverso, cercate di capire, no? Perché uno, la nascita è frutto del caso, però è diverso. Non vi atteggiate solamente quando siete fuori, mai aiutati, ma senza dubbio. Appassionato, bravissima Poli, ancora più precisa, è così. Anna Rossi è fond di Mario Rui, appassionata di Mario Rui, affezionata, insomma, ha un debole, ecco qua, un weak spot. Ma brucia così tanto essere la seconda città della regione, che ti devo dire? Alla fine nord e sud sono relativi, si va un po' a convenire, è vero, alla fine è vero. Io poi devo assistere al fatto che l'Inter sta giocando con l'Udinese e partono i cori contro il Napoli e contro il Vesuvio che deve eruttare. Cioè, vi rendete conto? Una cosa che tu dici, stiamo giocando contro di voi, abbiamo i tifosi davanti e quindi vogliamo fare la lotta verbale a botta di insulti. Lascia il tempo che trovo, ma lascia il tempo che trovo. Se i napoletani non ci sono, tra l'altro non c'erano nemmeno a Salerno perché non ci hanno fatte andare. Falco, io ho salutato, dice Fabio Versatile, e quindi non lo ignoriamo. Non lo ignoriamo. Allora, ieri ha segnato il tuo singolo, esatto, su assist del mio Pobecco, che pure a me piace molto. Gran bel centrocampista, guarda caso di proprietà del Milan. Altro prospetti sono Rovella e Frattesi. Ci aggiungo Lovato, 3 centrocampisti con la C maiuscola. Lovato invece in difesa. Bei nomi tutti. Abbiamo toccato il fond. Fuori dalla Campania credo chiunque sia considerato napoletano, che sia salernitano, casertano, avellinese o beneventano. Sì, ma poi alla fine se vai a sentire pure i dialetti sono molto diversi. In Ucera sono l'importante era vincere, forza Napoli sempre. Sì, ovviamente noi non siamo risultatisti, però la vittoria, i 3 punti, per come anche arrivano, sono importanti. Hai ragione. Sto bello rilassato però, perché veramente la vittoria mi mette in relax. Sto con i piedi schiati. Cambio di campo di Mario Rui che stava per diventare un suicidio sportivo. Sì, uno l'ha fatto pure male. Lo so, mi pare di averlo anche sottolineato in reaction, Marco. Lo so. C'è stato anche un paio di palle, 2, ne ho contate 2, poi magari mi rivedo la partita, anche perse da Fabian male. Uno fa un colpo di tacco e un altro non riesce a gestirla bene, però in una di queste occasioni la recupera lui stesso bene. Anche Anghissà perde una palla, perché loro hanno fatto proprio quel pressing asfissiante che fanno solamente contro di noi. Ci hanno tolto un pochino di respiro nella manovra. Questo c'è da dire, ci hanno portato a fare qualche erroruccio in più. È così. Io poi devo ringraziare, si chiama Luca se non sbaglio, non voglio fare errori, perché chi poi mi supporta, io devo essere preciso, devo essere precisissimo. Esatto, Luca, che io nell'ultimo video, se non sbaglio, ho bevuto
e ho detto ma pigliatevela la tazza del Caffè Napoli 1920, che poi sul sito c'è sia la versione subscribe così sia la versione più pulita, che voi non siete youtuber e magari non vi interessa la versione subscribe, ci sono tutte e due. E l'ho detto chiaramente perché io non lo dico mai, lo dico poco, parlo poco del mio merchandise, delle mie marchette. Ho fatto la marchetta da Paolo Del Genio perché ho parlato della canzone, mi interessa più la canzone che il merchandise. Però io l'ho detto e Luca subito ha fatto la doppietta e si è preso sia la tazza che la maglietta di Messico 86. www.fluido.net, se qualcuno ha voglia di andare a vedere, trovate i link in descrizione. C'è anche lo store italiano che mi piace supportare perché sono italiani, sono della nostra terra, che hanno cambiato nome perché non è più oplix.com ma è valeriofluido.hoplix.shop, quindi il link aggiornato in descrizione, e poi nella sigla dovrò cambiare la sigla finale perché dico .com. Sì, io poi bevo, alla fine poi devo andare a fare pipì e devo interrompere la live. Amici bellini, lasciate il like, soprattutto per i fai bravo, che se la sono presa al musso, ironie ed emoji, quindi non è offensivo. Il Milan domina, comprate la tazza, la maglia, quante cose. Fumare non fumerò mai, cioè cerco di evitare di fumare in diretta perché non è il caso per i più piccoli. Esatto, Falco, grazie. Più delle mezz'ore non c'era, Pagani, Scafati, calma, facciamo i bravi. I miei cugini sono di Scafati e sono tifosi del Napoli appassionatissimi. Non facciamo di tutta erba un fascio. Valerio, ma se non si approva il DDL Zan come vuoi? Lo so. Hai ragione. Nello, spero tanto che aggiornino, perché su fluido.net io ho un limite di prodotti che è deciso dall'azienda che li produce, che li stampa, che li mette in produzione. Purtroppo le tazzine da caffè non ci sono, altrimenti l'avrei fatto proprio in blocco. E quindi è la tazza questa qua, che ci sta in questa versione qua, che è più stretta, e poi c'è una tazza anche un po' più alta di questa grandezza. Perché essendo un'azienda americana che poi distribuisce in tutto il mondo, loro utilizzano il fatto che il caffè lungo fino a qua, che si vendono questi beveroni di caffè. Io ci metto anche l'espresso, non vi interessa niente, però sì, vorrei tanto avere le tazzine. Magari una nuova azienda sponsorizzerà il canale, vedremo di organizzarci, non c'è problema. Fa freddo a Torino, ma sono città del nord e fa più freddo. Salvatore, non c'è niente da fare. Non ho capito, Salerno esiste grazie a noi nocerini, cavesi, paganesi, li abbiamo creati. Vedi? Penso che Zielinski abbia riconosciuto il calore del tifo della Salernitana. I tifosi della Salernitana non tifano per gli squadroni ma solo per i Granata, indipendentemente dalla categoria. Zielinski abbia riconosciuto... forse state parlando di qualche dichiarazione? Qualche dichiarazione di Zielinski? Fatemi sapere che mi interessa. Gli anti-insigne ci sono? Che senza il capitano si è visto che abbiamo avuto molte difficoltà a fare gioco, visto che lui è la nostra principale fonte di gioco. Keynes, hai ragione. Insigne è accentratore di gioco, perché sai che gli puoi dare il pallone e non la perde, sai che se gliela dai male la pulisce, sai che quando alza gioca sempre a testa alta e quando alza la testa qualche cambio di gioco più effettivo, insomma più concreto e pericoloso lo fa, e non c'è niente da fare. Quando manca lui lo diciamo sempre che il Napoli è un pochino più macchinoso nella manovra, non c'è dubbio. Buonasera Luigi Rocco. Valerio, amico bellino, è importante che abbiamo vinto sempre, è chiaro, amico mio. Il caffè è anacquato, ma noi ci facciamo un bel cappuccino, sempre, amico mio, amica mia, perché amico Falco, amica mia, perché sì, anche qui io faccio, cioè io ho la macchinetta, cioè faccio la macchinetta dell'espresso normale, poi sai, quella cosa per fare la schiumetta alla grande. Signori, like. Valerio, oggi dovresti cenare a quel ristorante, quello con la maglia dell'ingresso lì a New York, quello con la maglia della Salernitana dell'ingresso. Non mi ricordo, Mario, io
Ho dei buchi di memoria, fammi capire che cosa ti riferi. A proposito di Insigne, non perdetevi la conferenza post gara di Spalletti, merita, non voglio spoilerare, fai bene a non spoilerare, ma già mi hanno accennato qualcosa Anna, e ovviamente domani non mancherà l'approfondimento delle parole di Spalletti, che mi è mancato tantissimo. Domenichini non lo voglio sentire più, Spalletti tutti i giorni. Del Milan non ce ne deve fregare, dobbiamo fare il voto sul quarto posto. Yes! Aggiungo, quando ieri perde la Juventus, ed è comunque una cosa straordinaria, eccezionale, perché perde la Juventus, e tu dici hai la possibilità di metterti a più 16. La Juventus ha perso troppe partite, la Juventus rientrerà per il quarto posto, al massimo, è difficile, però io considero Milan e Inter là, che staranno tra primo, secondo, terzo per tutta la... Poi c'è il quarto posto. Se il Napoli mantiene questa cosa dovrebbe proprio crollare. Se il Napoli non crolla, c'è il terzo posto e il quarto posto. C'è un parallelo che stiamo sviluppando con Guido Gentile, poi faremo anche dei grafici, perché ne abbiamo parlato l'altra volta in privato. Che cosa sta succedendo in Serie A? L'Inter piano piano, proprio punto dopo punto, stagione dopo stagione, prima arriva seconda, poi arriva prima, insomma sta cercando, si è rimessa lì. La Juventus crolla, il Milan risale, sta succedendo proprio questo, cioè il posto della Juve è stato preso dal Milan, perché la Juve crolla e il Milan risale. Grande stagione l'anno scorso nel girone d'andata, maluccio nel girone di ritorno, ma avevano fatto abbastanza per poi arrivare in extremis là. E quest'anno si stanno confermando. Quindi è successo questo. Il Napoli sta cercando di fare la stessa cosa, ed è possibile, con l'Atalanta. Atalanta che potrebbe, nei nostri pensieri, nelle nostre speranze, riscendere un pochino. Ecco perché io sento che Gasperini si sta cominciando a lamentare, che qualche cosa... Atalanta che c'è. Quindi è sull'Atalanta che il Napoli fa questa vittoria, perché l'Atalanta pareggia con la Lazio, e quindi prendiamo 2 punti importanti su Lazio e Atalanta, perché poi la Lazio, Sarri, ovviamente discorso lungo, è difficile che possano insidiare le primissime posizioni. La Roma con Mourinho così e così, anche loro possono essere pericolosi. Quindi sono 2 punti che il Napoli prende su Atalanta e Lazio, ovviamente 3 punti sulla Juve, ovviamente l'Inter non li perde. Quindi questo è il discorso: Milan-Juve, Napoli-Atalanta, e si possono ristabilire delle gerarchie. È molto più bello, direi, se lo bevi nella tazza caffè Napoli 1900. Ma io ce l'ho ancora quello spottino. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Non è più no, non è più .com ma .shop. Sì, ma dovrei aggiornare lo spottino, perché molti altri amici hanno comprato merchandise. Ma Roma, amico, quante cose. Rita, quante cose che dovrei fare. Ciao Valerio, forza Napoli sempre. All'Atalanta abbiamo preso 4 punti in 2 partite. Sì, il problema è sempre il confronto con l'anno scorso, Fabio, perché l'Atalanta, se non sbaglio, ha gli stessi punti o qualche punto in più rispetto a quante ne aveva fatte all'andata l'anno scorso, e poi sappiamo che storicamente fanno di più nel girone di ritorno. Questi sono poi i numeri che ci dà Gentile e che mi aiutano a vedere il calcio in maniera un pochino più complessiva, di andamenti, di andazzi, di motociclette. Manolas come sta? Non lo so. Credo Jesus e Ramani, ma non so se è stato convocato, non l'ho visto in panchina. Quindi è più probabile Jesus Ramani. Sicuramente magari può recuperare, perché poi ci sta la... Maronna, mi sta pure l'Europa League, mamma mia. A me pare che i 4 posti questi siano già decisi. Juve, Roma e Lazio le vedo troppo indietro, onestamente. Sono tante squadre, capito? Perché se la Juve poi comincia a fare il filotto, comunque sono tante le squadre che devi superare e diventa complicato. 7 HP, no, 10 HP, 10 HP.
Di Kawasaki Manolas ne avrà per un altro mese. Vedi? Ce lo fa sapere Fabio Versatile. Ma che gol stava facendo Maritelo Rui? Comunque dei miei amici interisti mi hanno fatto sapere che i cori contro di noi non ci sono stati. Ci sono stati anche durante Sassuolo Inter, erano presenti allo stadio. Che poi a volte escono sui social, a volte non escono nemmeno. È veramente avvilente. Alla fine per lo scudetto vedo favorito il Milan, dobbiamo vederlo favorito, i rumori. Insegno Simen dipendenti? No, Massimo no, dipendenti no. Certo, sono due giocatori che accentrano molto la manovra del Napoli perché hanno delle caratteristiche uniche che gli altri non hanno, e quindi ovviamente con quei due in campo giochiamo in un certo modo, con altri giocatori dobbiamo fare di necessità virtù. Ha perso 3 punti l'ultima partita, la motocicletta, certo che ci viene a trovare più tardi, Vincenzo non può mancare. Lo stesso Guida ha detto che con i gironi d'andata che fa l'Atalanta al ritorno ne deve fare per forza meno 40 ed è complicatissimo farlo sempre, è giusto, e noi per questo dobbiamo valutare tutto sempre e mettere tutto sul piatto. Anche pensare che il Napoli possa bissare nel girone di ritorno l'andamento di questo inizio girone d'andata è molto complicato. Tra l'altro c'è un'altra variante quest'anno, che non puoi fare il ragionamento all'andata hai fatto così perché sono i calendari asimmetrici, quindi c'è un ordine diverso. Mentre l'ordine dell'andata di quest'anno ci è anche piaciuto per un certo periodo perché abbiamo alternato, adesso abbiamo Inter e Lazio back to back, quindi poi c'è l'Atalanta, quindi abbiamo un periodo un po' più duro. Però poi al ritorno è diverso l'ordine, quindi è difficile anche fare delle previsioni. Stanno preoccupando e tanto, per questo stanno iniziando a fare i gol. Mertens deve fare di più, se questo è il Driss che deve sostituire Osimhen a gennaio non andiamo bene. Piano, anche Spalletti credo che l'abbia detto, che Mertens deve recuperare la forma, non ha i 90 minuti nelle gambe. Chiarino dice che Mertens è stato inguardabile, personalmente non mi sembra abbia giocato male, solo che in una partita molto fisica e chiusa e credo sia ancora a mezzo servizio. Sono d'accordo con te. A me certi atteggiamenti trancianti nei confronti di alcuni giocatori nello specifico non mi convincono, perché poi altri vengono sempre protetti, mentre Mertens ex giocatore, molta gente, capito, è 1 anno e mezzo che dicono ex giocatore senza rispetto, senza manco di quello che hai fatto. Poi dopo si può ragionare su quello che fa, perché non si è quello che si dice ma si è quello che si fa. Ma un attimo solo, che cazzo. Stasera Mario ha sbagliato tanti passaggi, mi ha fatto smadonnare. Non tantissimi Paco, un po' tutti hanno sbagliato qualcosina in più, un po' tutti. Prossimo spottino, fallo fare a me, Marco e Facco75 e il merchandising. Folli, io poi non voglio sfruttare le bellezze del Caffè Napoli 1926 mod team squad, però quasi non avete torto. Non voglio sfruttare le bellezze, ma ci vado bene io. Meglio essere qui presente in live, ma non mi voglio perdere niente. Grazie Vittorio. E anche quest'anno ci risiamo con Napoli Verona, certo. Poi anche con una formazione un po' rimaneggiata, speriamo bene. Chi ci sarà la prossima al posto di KK? Juan Jesus al 100%. Walter Carino, hai visto come Spalletti ha messo in ordine i giornalisti che cercavano di creare il caso? Sì Walter, questo è proprio importante. Mi sa che domani si gode con l'analisi del post partita di Spalletti, mi sa che si gode. No, calma, non andiamo in contrapposizione, Sontuoso Fabian somiglia a Redondo. Allora, ogni volta che Fabian gioca bene c'è il paragone con Redondo. Quando poi Fabian non performa come sta performando da tutto l'inizio della stagione, si parla di cammelli e di cose varie. Piano, Fabian è Fabian, ed è un giocatore che se fa le cose in maniera svelta come le sta facendo, avendo anche la fisicità, è un giocatore quasi insostituibile quando gioca come sta giocando.
Se abbiamo vinto anche oggi, sarà l'anno buono, forza Napoli, sempre al di là del risultato. È l'anno buono per ritornare a fare un campionato di vertice e non di sofferenza. Ti piace così, Filippo? Dries Mertens, anche solo per essere qui da 8-9 anni, all time top goal scorer, ci vuole rispetto per chi fa parte della storia di questo club. Esatto. Vedi che si baciano e si abbracciano tutti. Ma io dico, con quale coincidenza proprio con il Verona non ci sta Osimhen e Koulibaly? Io non lo so. Hai ragione, amico mio, hai ragione. Tra l'altro il Verona si è sdoppiato quest'anno, perché il Verona è rimasto il Verona, e lo abbiamo visto anche contro la Juve, sono rimasti forti come erano l'anno scorso. Ci aggiungi anche il Torino, che è diventato un secondo Verona per l'atteggiamento di Juric. Il Verona si è sdoppiato quest'anno. Col Torino l'abbiamo svangata. Sarebbe divertente svangarla anche col Verona, ma quante partite vorremmo vincere tutte insieme? Mancanza di rispetto e competenza. Mertens, buona partita tattica, si è portato appresso i difensori per fare imbucare Zielinski, ha fatto buone sponde, niente di eccezionale ma neanche una disgrazia. Io lo vedo così il calcio, poi vince, ognuno la vede in maniera diversa. Opinione impopolare, la favorita è comunque l'Inter. Le squadre di Pioli crollano sempre dopo dicembre e noi avremo lo scoglio Coppa d'Africa, alla lunga usciranno fuori di nuovo i nerazzurri. È impopolare ma non è sbagliata, Angelo, fai bene a dirlo. Primo, perché l'Inter viene dalla vittoria e quindi devono perdere posizione per perdere la vetta. Quelli che vincono devono essere considerati favoriti. Secondo, guardatele le partite dell'Inter, i giocatori che hanno anche in panchina sono di altissimo livello, mentre il Milan, quando fa il turnover, qualche cosa soffre, poi gli va anche bene. Quando il Napoli dovrà fare molto turnover, qualche cosa soffrirà, è inevitabile, perché Petagna non è Osimhen, eccetera. L'Inter mi dà la sensazione di avere una rosa molto più competitiva sul lungo, molto più competitiva sul lungo. Poi sulle squadre di Pioli che crollano, l'anno scorso l'abbiamo visto, il Milan ha cominciato benissimo e poi hanno perso parecchio terreno. Idem però si dice di Spalletti, quindi lo aspettiamo al varco. E sono d'accordo con te. Mertens papà, Ciro. Posso proporre un caffè per pensare nello slittino? Io non mi aggiungo perché sono una new entry, però povero. Nello slittino, spottino. Vale, hai sentito l'audio di... sì. Evitiamo di chiamarli come li stiamo chiamando, però capisco l'atteggiamento di chi poi vuole andare allo scontro. Non me la prendo con te, Dario, assolutamente. Voglio cercare io di essere superiore, ma è complicato. L'ho sentito, su quell'audio ti posso dire due cose. Uno, è facile fabbricarlo, un fake del genere, perché audio, non c'è il video, non sai che potrebbe essere un WhatsApp. Io se mi metto a fare così con uno che magari tiene l'accento di quelle zone, stiamo aspettando, è facile fabbricarlo e farlo uscire, diventa subito virale. Questo non vuol dire che non sia vero, perché sicuramente qualcuno aveva quell'atteggiamento lì, deprecabile, evitabile. D'altra parte la trasferta è stata vietata, e anche qualcuno che ci poteva andare avendo magari origini, insomma, della zona di Salerno non c'è potuto andare o ha evitato di andare proprio perché si era creato questo atteggiamento brutto, questa tensione, pesante, un'aria pesante, proprio evitabile. Mertens con Verona fa 4 gol, fa amore, speriamo bene, amico mio. È già tanto che gli ha dato il nome di un... sì, sì, infatti. Arriviamo velocemente a oltre 300 like. Ok, mi fermo. Cloniamo Di Lorenzo nel frattempo. Sono d'accordo con Francesco. Mi fermo e bevo. A quanto stiamo? Dai, perché tra un poco finisce anche la partita del Milan. Giusto per capire. La Fiorentina intanto ha fatto 3 gol allo Spezia, 3 gol di Vlahovic, o sbaglio? Sì, hat-trick di... no, giusto il primo tempo. Hat-trick di Francesco, benvenuto. 309? Bene, allora a 309 vi posso fare un regalino. Mi metto le cuffie e aspetto e mi godo con voi le considerazioni di Guido Gentile.
Allora, Buonasera. amiche belline, amici bellini. È una persona che non posso nominare perché è permalosa. Ti ho mandato un po' di file che poi di volta in volta, se avrai la cortesia di mettere in onda, li commenteremo. Sì. Quando io te lo chiamo, li metti in onda. Sapete che io, insomma, mi Su tengo Telegram? Sì, su Telegram te li ho mandati. Mi tengo molto lontano, li evito come la peste i luoghi comuni. Questo è il miglior Napoli dell'era De Laurentiis. Questa è la migliore rosa dell'era De Laurentiis. Questa è la rosa più profonda della gestione De Laurentiis. Questo è quello che devo dire e abbiamo finito. In realtà mettiamoli un po' da parte questi commenti assoluti che stiamo sentendo dall'inizio dell'anno. Di sicuro Spalletti eguaglia Sarri, che aveva fatto 8 vittorie, si è fermato, poi ha fatto altre 2 vittorie, lo stesso andamento che ha fatto il Napoli di Spalletti. Sembrerebbe un luogo comune anche da parte mia dire questa è la classica partita dove il Napoli ha tutto da perdere e di fatto è una partita dove ha perso quasi tutto, tranne i 3 punti. È una partita che ci costerà, vedrete, non è per mettere mani avanti, malauguri, eccetera. Ho visto troppo calcio fino all'11ª giornata, credo di non aver sbagliato neanche una sostituzione o una previsione. Sono quelle partite che ti costano tanto, che ti danno tanti segnali. Intanto ci costa un'espulsione, intanto ci costa Anguissà e Mario Rui diffidati, tutti e due, hanno raggiunto la 4ª ammonizione. Ha una partita dal filotto di 4 partite tremende, no? Inter, Lazio, Sassuolo e Atalanta, e quindi è facile pensare che una di queste partite entrambi la salteranno. Di Lorenzo pure è un giocatore che prende tante ammonizioni. È una partita orrenda. C'è un problema di classe arbitrale, non perché poi entra quell'amico bellino milanista, parlate solo di arbitri, però è diventato noioso e imbarazzante. Manco a fare apposta, io vi avevo raccontato che un grande allenatore che ha vinto anche Champions e un grande allenatore di basket mi raccontò e sorrideva dicendo in Italia, ed era un altro calcio sicuramente più scintillante di questo, nel girone d'andata si gioca al calcio il primo tempo e a calci nel secondo, nel girone di ritorno a calci nel primo tempo e non si gioca nel secondo tempo. Oggi abbiamo giocato a calci nel primo tempo e non si è giocato, andate a vedere il tempo effettivo del secondo tempo, cioè nei primi 6 minuti e mezzo 30 secondi, no? Questo perché l'arbitraggio secondo me, ma non parlo da napoletano, non è questo di tifo, attenzione, è stato largamente sufficiente. È chiaro che il segnale mandato al campionato con il fatto che hanno fermato l'arbitro di Napoli-Bologna, non capiamo perché, è che io oggi prevedo molti 4 a Mertens. Conosco troppo bene i miei colleghi, io ricordo però primo intervento durissimo sulla caviglia sinistra, non fischiato, azione di contropiede, fischiato, è stato il primo segnale. Noi abbiamo, facci caso Valerio, sono 3 giornate che non prendiamo più un fallo sulla 3/4 e quindi non vediamo più i famosi schemi. Eppure non è che non facciamo più azioni sulla 3/4, anzi siamo anche un po' troppo leziosi. Oggi abbiamo preso forse una decina di falli sulla 3/4, non è stato fischiato nessuno. C'era un rigore nettissimo se un Guissà a fine primo tempo sul calcio d'angolo totalmente affondato, 2 mani, non fischiato. Ha preso un'ammonizione molto generosa. Andate a vedere con quante ammonizioni ha terminato la Salernitana. Ed è stata una partita durissima, è stata una partita brutta di una squadra che insieme al Cagliari, e lo dico con tutta la sportività, la signorilità e il rispetto possibili, in questo momento non meritano la Serie A. Sono giustamente in fondo alla classifica, perché non esprimono un concetto di gioco, non esprimono proprio la voglia. Non è che per un'azione in contropiede su una palla persa sulla 3/4 puoi dire che meritavano di vincere. No, non mi è piaciuto niente oggi della partita. Non puoi concedere 2 giocatori fuori forma, sono Zelischi e Lozano, in un campionato di Serie A, 4 a Mertens, poi 4 Spine, cioè, perché con una squadra così fisica oggi il Napoli ha sofferto, ha terminato una partita malissimo, in balia dell'avversario,
E adesso poi vedremo anche il perché. Se puoi far vedere la prima cosa che ti ho mandato, chiamando la difesa. Allora, spero che siano in ordine, vediamo. Però ingrandiscila, perché sennò gli amici bellini il più possibile, non è importante la mia faccia, mettila al posto della mia faccia adesso e lascia la tua faccia. posso fare così. Ok, grazie. No, così io non giudico la qualità della rosa, perché chi mi può dire che abbiamo la certezza assoluta di poter giudicare Allan migliore di Anguissa o peggiore di Hamsik o qualunque altro paragone. Però quello che possiamo analizzare con certezza è l'utilizzo della rosa, senza possibilità di strumentalizzazione delle mie opinioni. Li ho divisi per reparti. Siccome c'è una sorta di litania che è diventata anche fastidiosa nelle orecchie, il terzino sinistro e il terzino sinistro, noi abbiamo di fatto 4 più un ragazzino, giocatori di esterni bassi, terzini, come li volete chiamare. Abbiamo visto che Di Lorenzo ha giocato 1051 minuti su 1051, Mario Rui 1031, Malquit, Ghulam e Zanoli non hanno accumulato nemmeno 20 minuti in 3. Gli 0 in grigio significa quando loro non sono convocati, quindi sono indisponibili per infortunio, affaticamento, quindi non sono neanche in panchina. Cioè di fatto noi abbiamo utilizzato 2 terzini e anche oggi poi Malerui ha completato la partita, Zanoli è entrato per rafforzare la squadra. Ghulam partirà per la Coppa d'Africa, quindi l'avremo in meno. È impensabile che Di Lorenzo e Mario Rui abbiano la forza di avere prestazioni elevatissime per 38 giornate e non prendano manco una ammonizione. Mario Rui in realtà è già diffidato. Di Lorenzo l'anno scorso ne ha prese parecchie, ha saltato due gare per somma di ammonizioni. Quindi questa è una criticità della nostra squadra. E la favola del terzino sinistro in realtà è una favola a metà, perché noi utilizziamo solo 2 testini. Bisognerà vedere come entreranno, quanto tempo ci metteranno, che qualità daranno, però chiaramente Spalletti dovrà fare qualcosa. Potrebbe essere un'intuizione vedere in qualche scampolo di partita, soprattutto durante la Coppa d'Africa, dove c'è anche la Coppa Italia in Italia, quindi si giocherà ogni 3 giorni, non so, un Elmas abbassato sulla linea di difesa. Per quanto riguarda i centrali, oggi Juan Jesus è entrato per le espulsioni di Koulibaly, che noi perderemo per la Coppa d'Africa e si pensa per un lungo periodo, perché la sua squadra è una squadra che arriva fino in fondo. Abbiamo 3 centrali, con Manolas che ogni tanto si ferma ai box per affaticamento. Quindi quando ci sarà questa Coppa d'Africa noi saremo perennemente in emergenza in campionato, cioè avremo 2 terzini più uno, più il ragazzino, e 3 centrali e basta. Quindi in caso di un'ammonizione non avremo il sostituto in panchina di uno dei 2, o avremo 2 centrali e basta, e 2 terzini e più Zanoli. Questa è la situazione. Per quanto riguarda il minutaggio dei centrali, c'è almeno Manoas che ha 331 minuti. Questi sono minuti effettivi al 100%, dati della Serie A Team, compresi i recuperi. Commenti a te, Valerio, e gli amici, così siamo più ritmati su questa prima analisi. Sì, ottima, no, perché poi ci fa capire bene il minutaggio, come te lo segni tu, è ancora più preciso, perché poi abbiamo visto che con i recuperi si arriva quasi a fare una partita in più di quelle che tu hai come presenze, quindi questa è importante e dobbiamo assolutamente sottolinearlo. Nel frattempo in chat ovviamente stavano anche dando un occhio al Milan e pare il raddoppio di Ibra è stato annullato, e Fabio ci diceva: penso che giovedì con Leghia giocheranno Zanoli e Ghulam. Ora abbiamo visto che Ghulam è entrato per quei pochi minuti, gli olè che hanno fatto piacere a tutti, però anche dalle parole di Insigne, Guido, mi è sembrato che è stato chiaro, ha detto se sta bene, non ha detto Ghulam è tornato, sta bene, ha detto se sta bene ci può dare una grossa mano, ma non è ancora probabilmente in grado di partire
titolare dall'inizio? No, un giocatore che è stato fermo tutti quei mesi, non scherziamo. Perché Nicola poi Milan. No, io ho visto solo il primo tempo perché adesso sto con voi. Sì. Devo dire un Milan sontuoso che mette le mani sul campionato, e dobbiamo essere proprio obiettivi. Se oggi dovesse vincere a Roma, dove noi abbiamo pareggiato, ricordatevi le parole di Guido Gentile, io non ero contento, non ho festeggiato per quel pareggio, dissi questo è uno di quei segnali che mi fa pensare che Napoli non abbia la forza per vincere il campionato, e sarebbe l'ennesimo scontro diretto. Loro sono andati a vincere a Bergamo, diciamo, questo è l'utilizzo della rosa, che è la rosa più profonda e più di qualità. Vediamo il centrocampo, Valerio, Sì. che io ti ho chiamato file il centrocampo, come potrebbe essere logico chiamare un file di giocatori di centrocampo. A me me lo dà sempre con i numeri, quindi devo ma le hai messi in ordine, quindi voglio inserire anche i gol, aspetta. Sì, io ti ho messo anche i gol, poi spiego la leggenda. Ce la farò. Ma abbiamo la pazienza. La leggenda è che Anguissa verde significa che non è che era non convocato per infortunio o squalifica, non era ancora un giocatore del Napoli, e quindi non era nel roster del Napoli. Altro, diciamo, per ora falso mito, cioè la coppia titolarissima, soprattutto da quando è arrivato Anguissa, vedete il minutaggio, è quella Fabian Ruiz Anguissa. Oggi Fabian Ruiz è calato alla distanza, ma sta giocando tutte, cioè a parte la prima giornata è un 82, quando è uscito a pochi minuti dalla fine ha rifiatato per una decina di minuti, insomma, sta giocando quasi tutte le partite, soprattutto le ha giocate le ultime 4 integrali. Avevamo inserito Lobot, ma poi è uscito dai radar dopo l'infortunio, e vedete Lobot non gioca dalla seconda partita, quindi ormai sono 9 partite che non gioca. Demme ha accumulato 44 minuti, cioè il vero sesto uomo, come l'ho chiamato io, mutando, prendendo in prestito il termine della pallacanestro, no? Sapete? È Elmas, che è un po' un tuttofare. È chiaro, noi perderemo sicuramente per qualche ammonizione Anguissa, e poi per la Coppa d'Africa penso che verrà convocato a occhi chiusi, perché è un'ira di Dio, sarebbe folle non convocarlo, qualunque allenatore lo vorrebbe, e quindi avremo un centrocampo dove di nuovo saremo, no, non in emergenza, perché ci sono più alternative, però va presa in considerazione. L'idea che sia la rosa migliore dell'Euro della Rennes la vedremo a fine stagione. Per ora c'è un minutaggio più equilibrato rispetto alla difesa, però insomma sono solo 44 minuti di Demme. È vero che prima era stato fuori per infortunio, però vedete 5, 24, 15 sono cambi. Lo stesso Lobot praticamente per ora non è il giocatore che tu sai può giocare titolare contro il Milan, contro l'Inter, può essere costretto il Napoli a schierarlo così, però è un luogo comune dire questa cosa, però l'utilizzo della rosa del Napoli vede dei giocatori di una grande, diciamo, disponibilità anche a sacrificio, e su cui Spalletti punta perché si sente più sereno. A te commenti? Allora, su questo io, sai qual è il commento che mi viene subito in mente? A fine partita, oggi, cioè anche a fine partita, verso quando mancava un quarto d'ora dalla fine, ti rendi conto che magari con un Anguissa che è ammonito, con un Fabian che stava tirando un pochino il fiato nel finale, distinto io dico potrebbe entrare Demme, ok, ma sicuramente vista la fisicità della partita e la lotta dove servivano muscoli e centimetri, Spalletti ci ha pensato su 2 volte e dice io non posso togliere Anguissa da questa partita perché altrimenti mi entrano in porta, perché Anguissa fino a fine partita ci ha messo il piede, è riuscito a fare contrasti sempre anche con l'ammonizione sulle spalle, pulito, proprio anche per il fatto che la gamba è evidentemente più lunga e quindi ci arriva a mettere il piede e a sporcare l'azione di un Ribéry che stava entrando tra le linee. Quindi noi che amiamo Demme, che sappiamo che è un giocatore che merita anche di giocare titolare alla grande in questo Napoli,
mi sono reso conto che a un certo punto nei panni di Spalletti anche io ci avrei pensato 2 volte a togliere i centimetri di Fabian Anguissà e a mettere Demme, quindi anche lì è questione proprio di analisi fredda. I sostituti non possono valere quello che stanno facendo adesso quelli che non vogliamo chiamare titolarissimi perché è Mazzarriano, ma alla fine no, ma io ci tengo a precisare che non boccio nessuno, non giudico, infatti ho detto non voglio giudicare qualitativamente i giocatori, però vi faccio vedere numeri alla mano che sono chiacchiere, che poi commentatori molto più autorevoli bocciano, e mo vedremo quando con cortesia metterai la schermata dell'attacco dei giocatori, e io voglio capire da dove escono questi 4, perché se dobbiamo aspettare, e sono tanti anni che aspettiamo Zelinski, però se un giocatore ha 10 minuti in campionato lo dobbiamo subito massacrare, cioè c'è un po' una schizofrenia. Vediamo l'attacco. ecco, Dove ovviamente Insigne, Osimhen e Politano sono nettamente, diciamo, i titolari. Vedete i soli 128 minuti di Mertens, quasi quanto i 114 di Unas, i 112 di Petagna. Diciamo, il Napoli per ora ha alternato 4 calciatori, no? Insigne, Lozano, scusate, Petagna e Politano. Sappiamo che perderà Osimhen intanto per la prossima partita, forse per le prossime 2 partite anche di campionato, sicuramente per la Coppa d'Africa. Il Napoli può giocare con 4-2-3-1 e 4-3-3, e quindi noi potremmo avere Insigne, Lozano, Mertens, o Insigne, Politano, Mertens, o Lozano, Politano, Mertens, o Petagna al posto di Mertens. O tutte e due. Io oggi per esempio nella formazione avrei rischiato o uno dei due, Lozano e Zelinski, e avrei iniziato già con Petagna, però insomma non sono il mister. È chiaro che lui poi l'ha messo, Petagna, nella prima azione dove è entrato in gioco, che ha tenuto bassissimo la Salernitana. Quando tu la tieni così bassa, hai portato tanti giocatori in aria, in un ribattuto, in un secondo tiro. Zelinski peggiore in campo, ma peggiore in campo sono sicuro lo daranno a Mertens, perché Zelinski ha fatto gol, ma ha segnato. È un attacco leggerino, dove abbiamo, lo sappiamo, solo Osimhen e Petagna, che soprattutto Petagna, che fa a sportellate, perché Osimhen oggi Petagna secondo me migliore in campo, più di dopo ovviamente Anguissà, che è il mio fuori quota, perché Fabian Ruiz è sceso un po' proprio per stanchezza alla fine della partita, però è entrato pulito, ha combattuto, ha difeso molte palle anche sulla 3/4 ed è entrato bene nell'azione del gol. Poteva già farlo lui direttamente sul tiro di testa, l'ennesimo legno. Diciamo, è un attacco che molto probabilmente dalle prossime partite Spalletti penso giosterà meglio con le sostituzioni. Io auspico che ci sia più minutaggio per alcuni calciatori, perché serve la loro qualità. Non capisco perché bisogna bocciare immediatamente dei giocatori che sono fuori per infortuni o operazioni, già bocciarli come ex calciatori, e invece altri calciatori che non sono stati fuori per infortuni hanno già 250 partite in campionato con Napoli e li stiamo aspettando da una vita. Li aspetteremo, per quanto mi riguarda. Io ti ho detto, sono una di quelle persone non solo che ha pazienza e amore, ti posso aspettare fino all'ultima partita che farai con la nostra squadra, però mi sembra una valutazione spesso un po' schizofrenica. L'attacco, diciamo, è il reparto dove siamo più coperti rispetto agli altri due. È chiaro che c'è uno squilibrio tra la difesa e il centrocampo e l'attacco, però è chiaro che ci sono 3 giocatori che adesso devono entrare in condizione. Cioè serve, se tu vuoi aspirare a un campionato di vertice, serve l'apporto almeno di 2 di questi giocatori in più, nel senso, tra Lozano, Unas, Petagna e Mertens almeno 2 devono offrire garanzie come chi sta giocando di più.
È chiaro che è impossibile tutti quanti, anche perché non tutti possono avere minutaggi importanti, ma 2 su 4 è non una previsione, è un auspicio, attenzione, di buon senso e di esperienza. A te i commenti, e così poi passiamo ad altre schermate. Sì, è indubbio che Insigne sta dando il suo apporto sui rigori. Poi se vogliamo parlare anche della realizzazione, senza Osimhen il Napoli perde non solo quei 5 gol che vedo, ma perde anche lo sviluppo del gioco, perché quando giochi con Mertens gliela devi far arrivare in maniera diversa, perché anche quando giochi con Petagna, che ha fisicità ma non lo puoi lanciare in profondità, devi arrivarci in maniera diversa. E in effetti non stiamo vedendo ancora il Lozano che abbiamo visto l'anno scorso, perché Lozano dell'anno scorso era imprevedibile a destra, ma anche quando ha giocato a sinistra al posto di Insigne. Io ricordo con l'Atalanta quella partita dove vincemmo 4-1 e c'era Lozano, non c'era Insigne, ma tutto funzionava in un certo modo. Lozano non so se sta ancora soffrendo il brutto infortunio dove ha rischiato tanto con la nazionale, ma sicuramente per mantenere questi livelli devono salire le prestazioni di Mertens, di Lozano. Politano mi ha dato oggi tanta fase difensiva, ma non ha avuto lo spunto per arrivare in porta. Il Napoli deve essere bravo a capire come arrivare e ad essere pericoloso senza quello che adesso sta cambiando le sorti proprio tattiche del Napoli, che è Victor Osimhen. Se puoi far vedere la schermata storico. Sì. Sempre cortesemente. E questa? Sì, grazie, se la puoi ingrandire. La statistica è una scienza anche estremamente complessa, affascinante e raffinata, e anche quella purtroppo oggetto di luoghi comuni, di battutacce, insomma, le più facili quali sono. La statistica è una cosa senza la quale si rimane tale quale, oppure se Valerio mangia un pollo e Guido non mangia un pollo, in 2 abbiamo mangiato mezzo pollo. In realtà, insomma, battutacce veramente erano vecchie già all'epoca di Noè. A parte, insomma, è una scienza che nel reparto delle scienze matematiche ed è molto complessa, anche costosa. Ad esempio, se sì, e poi arriviamo sì, vabbè, poi, se io volessi fare un'indagine su usi, costumi, abitudini, vendite, reddito e varie cose sulla città di New York, perché in statistica la cosa più complessa è l'individuazione di un campione? Perché non posso prendere tutta la città di New York, non la posso fare per questioni temporali, no? Per questioni di risorse intendo risorse tecnologiche, intendo risorse economiche, intendo risorse umane, perché mi servirebbe uno staff enorme per poter intervistare i 10 e passa milioni della città di New York. E poi di nuovo risorse temporali, perché mi servirebbe molto tempo per elaborare in maniera scientifica i dati raccolti, rischiando poi che una volta elaborati alcuni di questi dati sono vecchi. Nel calcio, io che seguo determinate statistiche, però ho coniato, non è che è un luogo comune, è sbagliato vedere la statistica nel calcio analizzata in maniera fredda, perché nel calcio ci sono tante componenti che vanno al di là, diciamo, non del risultato, le componenti politiche, le componenti della tradizione, la componente di attitudine a vincere. Ci sono tanti parametri che non entrano nei calcoli statistici, però vanno presi in considerazione. Ecco perché Guido se ne uscì con la massima. Statisticamente possibile, calcisticamente improbabile, se non impossibile. In questo caso il campione è molto semplice e non mi costa né tempo né risorse né nulla, perché prendiamo in considerazione il campione dei campionati a 20 squadre. Non li prendiamo quelli a 16, a 18, perché non sarebbero omogenei. Se volessimo fare i raffinati, dovremmo escludere i campionati dove ci sono state le revoche, la Juve non ha partecipato, eccetera. No, li vogliamo prendere tutti, sono mi sembra 17. Se noi vediamo, cioè, la squadra che ha vinto il girone di andata, il ritorno, la squadra campione, vedete i punti, le vittorie, le sconfitte, la media sono, mi sembra 58 le sconfitte. La media è 3,4, mi sembra, quant'è? O 3,7, scusate che controllo. 3,4,
mi ricordavo bene le sconfitte che fa una squadra campione d'Italia. Come vi raccontai, no, il valore anomalo è quello che si distacca enormemente dalla media, dall'aggregamento delle medie, e ovviamente ne abbiamo 2, 0 e 7. In questo momento è facile per me dire la Juve non vincerà lo scudetto, perché è vero che è successo che una volta una squadra, proprio la Juve del maestro Sarri, ha vinto con 7 sconfitte, come è vero che ha vinto con 0 sconfitte, però è un caso su 17 campionati. Ecco che entrano altri elementi. Dovresti paragonare non tanto quella Juve con quei giocatori più giovani, con attitudine a vincere, ma quel campionato dove l'unica avversaria alla Juve era la Juve stessa, perché c'aveva un Napoli, diciamo, campione d'inverno, ma con 41 punti, un punteggio bassissimo per il campione d'inverno, con un allenatore per la prima volta in una squadra grossa che non fece mercato a gennaio, ma non aveva la rivalità dell'Inter e il Milan, che in questo campionato sono competitor estremamente attendibili per lo scudetto. Se noi prendiamo appunto il secondo valore più alto, neanche il valore medio, cioè 3,4, ma 5 sconfitte, da qui alla fine stagione la Juve può perdere una sola volta. È un po' difficile che avvenga. Non, attenzione, impossibile, però calcisticamente improbabile. Questa è per far vedere, diciamo, numeri alla mano. Lo so, è un po' freddo analizzare il calcio così, mi rendo conto. Valerio, mia moglie, mi ha rimproverato, dice togli la magia, devi far sognare le persone. Però alla fine sono i numeri che ti portano a sognare, perché se non fai 3 punti non arrivi sopra. Aggiungi a questa mia connotazione, e poi per oggi gli ultimi 2, diciamo, grafici più piccoli, sì, per la prossima volta ve li faccio ancora più simpatici, ecco, proprio con gli andamenti delle curve. Andamento 1, il grafico, sì. Andamento 1. Questo, beh, già così si vede bene. Ovviamente escludendo la partita Milan-Roma, perché non è conclusa, quindi non so con quanti punti avrebbero completato un pareggio, una vittoria con una e l'altra parte. E il rendimento delle squadre, delle famose 7 sorelle, negli ultime, in realtà poi ha vinto solo una squadra, e poi il Milan, comunque, delle ultime 106 giornate, cioè da quando Marek Hamsik ha abbandonato la nostra grande e amata città. Il Napoli, che era secondo per anni alla Juventus, già non era più secondo, è quinto in questa classifica, ma vedete che la Juve non è prima in questa classifica, pur avendo vinto 2 scudetti. La cosa che vi dissi interessante, perché poi si auspica, ma addirittura si dice, no, fate presto, le persone, che l'Atalanta crollerà. L'Atalanta, ve lo dissi, adesso lo vedete proprio, io me lo ricordavo a memoria, ma ve lo faccio vedere così siete alla pari con me. Negli ultimi 3 gironi di ritorno ha sempre superato quota 40. Cosa interessante, la Juve negli ultimi 5 gironi completi ha superato una sola volta i 40 punti, ne fece 48 che li hanno fruttato poi con lo scudetto di un solo punto. Il Milan 2 volte, l'Inter 3 volte addirittura, la Roma mai, la Lazio una volta nel 2019. Non era una gufata, cattiveria, antisportività, quando io ho detto non esistono per me, mi prendo un rischio politico, economico, intellettuale, che calcistico, chiamatelo come volete, che secondo me non esistono le 7 sorelle, e la Lazio non vincerà lo scudetto come la Roma, perché secondo me non si passa da 60 punti a 90 punti in un campionato. Serve un percorso, come lo stanno facendo, vedete, numeri alla mano, l'Inter e il Milan. Se addirittura, Valerio, sempre cortesemente, fai vedere il grafico andamento 2, che sembra Tullio d'Episcopo, andamento lento, grandissimo. Questo è interessante, è l'andamento da quando Ibrahimovic è venuto al Milan. E attenzione, oggi non c'è ancora, è giusto dirlo, no? Sono 106 giornate, ma per il Milan sono 105. Se oggi il Milan dovesse vincere, come però sta vincendo, sarebbero 151 punti. Vedete che addirittura la Juve crolla in questo andamento, il Napoli rivaleggia con l'Atalanta, ma sono Inter e Milan che in questi 3 gironi pieni di ritorno, andata e ritorno, e ovviamente parziale quello di andata, sono le due
squadre in testa, con il Napoli secondo, che si sta riprendendo bene, Atalanta e Juventus. Quindi una previsione legata non solo al numero di sconfitte delle partite, ma anche all'andamento del Juve negli ultimi campionati e negli ultimi gironi, sia un po' più lungo come arco temporale, quello che abbiamo visto prima, andamento 1, che è un po' più corto. Scusate, qui non ho corretto 106 giornate, ma non sono 106, la rapidità sono di meno, chiaramente. Dobbiamo, e tra l'altro in questi ultimi 3 gironi la Juve non ha mai superato i 40 punti. È chiaro che non è che la Juve non li può superare nel girone di ritorno come l'Atalanta, ma non è nemmeno, nessuno di noi può dire con assoluta certezza l'Atalanta crollerà o la Juve farà o non li farà, ma è chiaro che se una squadra ha un certo andamento è più plausibile calcisticamente, unito alla statistica, che si presegua questo cammino, salvo che non intervengano, non so, si infortunano 5 titolarissimi, per citare il termine mazzariano, e beh, lì subentra un parametro, però vedete un parametro calcistico che poi ti fa saltare i parametri statistici. Personalmente chiudo, non era nemmeno tanto difficile dire che per me, come avrebbero dovuto dire i colleghi, Inter e Milan quest'anno sono le favorite dello scudetto. Infatti io non ho capito su quale parametro calcistico e reale è stata indicata, se non con una sorta di snobismo e idea napoletana centrica, come il Milan settimo in quelle famose griglie, di chi critica le griglie delle gazzette degli altri, poi fa le stesse griglie e le sbaglia parimenti. Quindi ecco, quando Guido predica calma e gesso, può sembrare antipatico, lo accetto, cioè fa parte delle regole del gioco, però non è che spara cose campate in aria. Commenti, domande, oggi sono stato più ritmato e useremo da adesso in poi, quando vorrai che, insomma, la mia presenza, sempre grafici, in modo tale che sono appoggi concreti e reali ai nostri ragionamenti. Sì, vabbè, adoro. Il primo commento che mi viene in mente è quando tu dici questi andamenti si possono ovviamente possono fluttuare a seconda di perdi per infortunio tanti giocatori della rosa, tutti insieme, oppure se a gennaio avvengono degli acquisti che spostano gli equilibri. Viene citato molto spesso il Milan che compra Cassano e Van Bommel a gennaio. Certo. Per fare un esempio, che sposta l'equilibrio così, e tu mi citi l'arrivo di Ibra che praticamente inverte la tendenza di Ibra, che poi abbia giocato meno, quindi questo ci aiuta. Sono numeri incontestabili, cioè dall'arrivo di Ibra il Milan è cominciato a fare quei punti. Infatti io mi permetto di dirvelo, ve lo dico all'11ª giornata, e attenzione alle parole che utilizzo. Dato che il Napoli deve fare la corsa sull'Atalanta, perché è possibile che la Juve con le caratteristiche non la debbano far andare in Champions anche per la situazione debitoria, Milan e Inter ci sono di diritto perché fanno la corsa a scudetto. Io non posso dirti oggi che Valerio, che l'Atalanta farà 40 punti o 37 punti, crollerà, però ho in mente un 42 punti, diciamo, li ha sempre fatti negli ultimi 3 gironi, non posso saperlo se li farà o meno, intanto glieli mettiamo. Quindi se il Napoli vuole dormire sogni tranquilli deve sperare, non gufare. Io non gufo, io voglio che le squadre, nessun giocatore si infortuni, tutto dovrebbe svolgersi in maniera corretta, non è un gufare e né una speranza, diciamo. Per dormire sogni tranquilli l'Atalanta non deve fare più di 34 punti, che non significa che non li può fare, non li deve fare, eccetera. Devono essere prese bene queste parole. Quindi non è una previsione. Perché ovviamente se ne fa già 36 subentra una zona pericolo. Chiaro, può fare anche un girone di ritorno dopo 3 anni, dopo 3 stagioni in calo, però gli anni e le statistiche ci dicono che non lo sta facendo, quindi noi dobbiamo prendere per ora per buono un'idea di solidità. Ovviamente poi nella stagione in corso che mi facendo uno vede se questa continuità viene rispettata o meno, però dire che l'Atalanta crollerà è una certezza assoluta che non è basata su nulla, quindi
se nel girone di ritorno dovesse fare più di 36 punti, potrebbe essere un problema, nel senso che potrebbe fare addirittura più dei ormai 78 punti. Ecco perché io ho visto, da un punto di vista ottimistico, una quota Champions per il Napoli di 80 punti, dovrebbero essere sufficienti almeno per un quarto posto, 81. Sarebbe prudente fare almeno 43 punti, che non significa di farali deve fare, sarebbe prudente perché detto intanto tu metti un palo bello, invece 43 punti io li ho fatti e posso amministrare il girone di ritorno, perché questo ci gira il campionato. Se oggi la Roma dovesse perdere, tra l'altro ho visto solo il primo tempo, ma veramente autoritario il Milan, che è la quarta sconfitta della Roma, come per la Juve sono già 4, e soprattutto il Milan non avrebbe perso nessun punto con le piccole e l'Inter ha perso solo 2 punti con la Sampdoria. È vero che è indietro rispetto a Napoli, però ha incontrato la Lazio, l'Atalanta, la Juventus, quindi ci sono stati scontri diretti che ha pareggiato. Di fatto l'Inter, vincendo i 2 scontri diretti con Napoli, chi è tifoso del Napoli giustamente si deve chi è tifoso dell'Inter là ci sta sotto. Quindi quando io vi lanciai questo grido d'allarme, attenzione, chiudo, che è vero, sono minoritario, tutti i colleghi che dicono il campionato è lungo, ancora è lungo, io invece dico che il campionato è corto. Che non è una frase fatta, non è un ossimolo, ve l'ho fatto vedere, ecco è importante la schermata storica. In un campionato dove si vince a 90 punti e dove non puoi perdere più di 3,4 partite, diciamo 4, le partite che puoi sbagliare sono pochissime. È chiaro che dura 38 giornate, Valerio, però le partite che puoi sbagliare tra big e piccole sono 8. Esattamente. Quindi è un campionato che si è chiuso, spero oggi di essere stato il più preciso possibile. Di fatto è vero che è un campionato come tutti di 38 giornate, ma è un campionato che si decide su 8 partite, 8-9 partite chiave. Non lo sentirete da nessuna parte questa considerazione qua. Rispondo io a Luigi, però Sì. ti prego di intervenire se non sei d'accordo per avere un'altra opinione al riguardo. Queste statistiche tengono conto del fatto che spesso gli arbitri generano i numeri? Io rispondo sì, nel senso che l'andamento è sempre stato così, non abbiamo preso un campionato 1, abbiamo preso dal 2004, quindi sappiamo come si muovono gli arbitri. Sì, Luigi la vecchia è la comodità, in questo caso ho fatto il preambolo di quanto è complesso creare i campioni in statistica. In questo caso io ho voluto prendere tutti, però a 20 squadre, perché a 18 squadre già ci sono 4 partite in meno, no? È un andamento costante e tra l'altro quell'intervallo di punti che io vi sto dicendo tra le prime 10 squadre e le altre 10, addirittura tra le prime 7 e le altre 13, è una forbice che si sta allargando sempre di più. E sugli arbitri noi abbiamo avuto una domenica abbastanza significativa, un allenatore che non citiamo, particolarmente simpatico, ha più capelli bianchi di me, si è lamentato, tra l'altro tutte cose che insomma io non potrei che dire sono giuste, sono quelle che dico pure io, no? Vorrei che l'arbitro della gara parlasse per spiegare ai giocatori. Vi sembra che nessuno ha sentito o visto nulla di quello che è successo durante la partita e nessun collega purtroppo ha fatto domande riguardo a quello che è successo alla partita, ma neanche al maestro hanno fatto guarda. Quindi se una persona era al mare, torna, si collega, guarda le conferenze stampa e dice che bello, una bella partita 2-2, ma oggetti in campo non ne sono volati e va bene così, non miglioriamo il sistema in questo modo. Ho dovuto scavare per trovare le immagini di Reino, ho dovuto quindi, scavare a fondo. Non mi interessa, lo sapete, io non è il rigore per la Juve, non per la Juve, è il sistema che dovrebbe essere trasparente e ovviamente sembra che non lo sia, ma perché basti citare, perché è rimasto un unico esempio positivo, che quando si fece, adesso oggi faccio a tutti voi una domanda, il sorteggio integrale e vinse il Verona, fu un campionato io ero piccolo ma lo ricordo, un campionato bellissimo, spettacolare, ci furono molte poche polemiche, un ossimoro. Vinse la squadra che giocava meglio, che lo meritava quell'anno. Quindi, diciamo, questa cosa funziona, semmai perfezioniamola, fu eliminata. Domanda.
Perché fu eliminato? La domanda, questa non mi è stata mai fatta, il sorteggio integrale? Risposta di Guido Gentile. Non te la posso dare con certezza perché non sono stato quello che ha de fatto ha dato questa decisione. Posso fare delle ipotesi e le ipotesi si basano su quello che vi ho fatto vedere, la prossima volta ve lo faccio vedere graficamente. Se nei principali campionati americani o di altri sport c'è una certa alternanza delle grandi squadre, un amico bellino ha scritto un termine non vero perché io faccio confronti omogenei, quella squadra che ha vinto 3 volte, no, io parlavo del Super Bowl da quando è diventato Super Bowl, da quando è diventato Super Bowl non ci sono state 3 vittorie di seguito, prima del Super Bowl c'è stato un solo caso di una squadra proprio a cavallo del passaggio della nuova formula, però se dobbiamo essere scientifici dobbiamo essere scientifici. Che so, scemi gli altri, è evidente che il fattore arbitrale nel calcio influisce tanto, non solo in Italia. Allora la mia risposta, che non è una risposta assoluta, Valerio, è un'ipotesi, è che mi serve mantenere una forma di potere da tutti i punti di vista. Se io ho il sorteggio integrale, viene meno il potere di determinate squadre di influire sull'elezione del designatore. Sto ragionando per logica, non per certezze assolute. È chiaro, no, ma è troppo chiaro. E qui mi fermo perché potrei darti le altre risposte che vado nel cavillo e divento cattivo. Va bene, ringrazio Francesco per la generosa donazione, è semplicemente una battuta al ritiro punitivo della Juve. Agnelli ha chiesto alla Juve più rigore, l'allenatore gli ha risposto che Rizzoli, Mazzoleni e Ossato non rispondono più al telefono. E prendo Giacomo Guida che dice: rispetto all'ultimo grafico è stato concesso a Milan, Inter e Milan, penso Juve intendi, di potersi indebitare e mantenere uno standard alto. Ecco perché tutti quei punti sotto abbiamo Napoli e Atalanta che non hanno debiti. E ti ripeto, è proprio così. E prendo un'altra proprio per integrare la domanda di Giacomo che ci dà un altro spunto. Questi numeri tengono presente proprio perché questo è l'andazzo, perché non è mai stato fatto niente. Allora tu non puoi dire: non ti preoccupare, l'anno prossimo i debiti non si possono fare, quindi l'Inter scenderà di livello per forza. Non lo puoi prevedere perché finché non succede qualcosa, quella non è una variabile, quella del fare i debiti. Anzi, guarda, è una costante. Poi rispondi, poi ti faccio leggere questa domanda e rispondi. L'altra volta mi sembra che un amico bellino mi ha chiesto la mia previsione su possibili squalifiche, tsunami per quanto riguarda questa inchiesta sulle plusvalenze. Tra l'altro, sì, settimana precedente c'era stato un tentativo di domanda velenosa. E tu, Osimene, cosa dici? Distratti, perché io feci i voti dedicati al bilancio, facemmo proprio una lezione ed è tornata molto utile quella lezioncina quando io parlai proprio di come viene stabilito il valore di bilancio di un giocatore, tutte le terminologie inglesi, cioè, ecco, diventerà molto difficile poter stabilire con certezza il full value di un giocatore, perché tutta là si gioca la questione. È chiaro che poi se tu dici pari e patto, tu hai fatto 20 e 20 tra Genova e Juve o Milan e Napoli, quello che volete, non è, e quindi non c'è stato scambio di denaro, no? Infatti ho detto qual è il problema, ci sono tutte queste operazioni e poi di fatto solo 3 milioni veri sono partiti. Attenzione che sarà molto difficile perché è molto impappabile come valore, però male che vada ci saranno dei ferimenti. Sul fatto dei bilanci diventerebbe molto forse noioso per alcuni. Io ho una marea di grafici, lì però si va nell'economia più specifica, anche addirittura di come è cambiato l'investimento e l'indebitamento di alcune squadre in risorse, diciamo, extra calcistiche. Ad esempio il Napoli è la società che spende delle famose 7 tutele di meno in costi extra calcistici, cioè di personale, anche perché ha una struttura proprio ai minimi termini, mentre la Juve negli anni che ha vinto ha speso tantissimo, portando addirittura la forza lavoro complessiva del suo organico, quindi non solo il medico sociale, il staff fisioterapista, a numeri enormi. Il punto è: quelle figure servono o non servono? Beh, se loro hanno vinto, evidentemente forse non è detto che non servono, ma l'indebitamento di questa società è stato crescente
è chiaro che io mi ricordo già, ve lo dissi, all'Inter di Mancini si consentiva, quando doveva per forza entrare in Champions, l'anticipo di determinate somme, però quello è un male del calcio, perché è chiaro che uno potrebbe dire basti solo Chiesa, se tu Chiesa ancora non lo stai pagando, lo paga dal terzo anno la Juve e lo sta pagando Locatelli, 2 anni di prestito gratuito, dal terzo anno per 7 anni, tutto lì. È chiaro che nello sport basta un solo giocatore che è fortissimo, no? Che ti crea, diciamo, un plus valore tecnico che si traduce in gol, in parate, però il sistema è iniquo, lo sappiamo, ma non perché ci vogliamo lamentare, perché altrimenti anche, che devo dirti, il Cagliari spende tantissimi soldi e se ne frega e vince lo scudetto. Qui ci fu un invito, non so se riesco a recuperarla in settimana integrale, ci fu una bellissima intervista e sapete, io quando c'è uno bravo lo cito, e credo che sia il miglior giornalista sportivo in assoluto, che è Flavio Tranquillo. Quando lo provavano a intervistare e mettere in difficoltà su questa esplosione dei costi, la Champions non conviene, lui ha messo con le spalle al muro molti colleghi, spiegando per filo e per segno perché non funziona queste scuse, e tra l'altro spiegando, cosa che noi diciamo nel canale, anche di non mettere nel calderone il falso nido del salary cap, perché diceva il salary cap, come lo intendete voi, come lo volete intendere voi, non solo non vi farà risparmiare soldi, contenerà i costi, ma li farà esplodere per chi vuole la Superlega, perché il salary cap in America è legato a tutta una serie di altre norme, basti pensare alla luxury cap, il draft, eccetera, che tutte quelle norme sono studiate in funzione di cercare di creare un equilibrio sportivo. Però, diciamo, poi andiamo in altri. La faremo, recupereremo alcuni dati. Da oggi ho detto vi farò vedere sempre grafici e uno vede con gli occhi, no? Dice come cambiano le cose, come ci sono certe costanti e lì non puoi far nulla, sono numeri. Prego, c'è questa domanda che è importante. No, questa poi la integro. Vorrei sapere da Guido come Spalletti può inserire i giocatori con pochissimo minutaggio cercando di mantenere lo stesso equilibrio. Questo è un bel dilemma che Spalletti dovrà risolvere. A questo integro, considerando il tuo ragionamento, con chi conviene perdere le 3 o 4 partite, con le piccole o con le dirette concorrenti? Rispondo a tutte e due, perché Vai. dobbiamo essere ottimati. La prima, non più di 2 giocatori alla volta, uno alla volta. Ci vuole tempo, chiaramente oggi è rischiato, non è che Spalletti, attenzione, Spalletti è un top e io non sono un allenatore, infatti ho detto io non contesto, ho detto io avrei fatto così, ma non sono nessuno, poi dopo Spalletti 4 no. Quindi attenzione, secondo me lui ha giustamente rischiato, tra l'altro è un rischio non calcolato, un rischio logico. Io vado a rischiare con l'ultima in classifica, che è la peggior difesa, e se non lo faccio oggi, perché prima o poi questi giocatori devono fare 60 minuti, 70 minuti, quindi a uno alla volta, a 2 alla volta, non a 5-6 giocatori alla volta, e soprattutto fermo restando squalifiche, infortuni, eccetera, dove tu invece sei in emergenza e sei costretto, non più per reparto, non più uno per reparto. Infatti lui oggi ha lasciato la stessa difesa, uno solo a centrocampo e uno solo in attacco. L'altra domanda, e ti rispondo, innanzitutto non è importante, amico Bellino, con chi, ma quando. Nello sport è vero che 3 punti sono sempre 3 punti con tutti, ma ci sono dei momenti che valgono di più. E quindi è importante il più tardi possibile. Il fatto che, facciamo gli scongiuri, che fino ad oggi il Napoli non ha perso conta tantissimo, non solo per la fiducia, non solo per tante crepe che ci sono in tutte le squadre, stanno esplodendo pure a Napoli, ma sarebbero esplose subito, perché poi ti permette di gestire meglio le risorse, anche fisiche, psicologiche, e soprattutto vedete come ha fatto il Milan l'anno scorso, che ha fatto un brutto girone di ritorno, però ce l'ha fatta. Puoi gestire puoi gestire i pareggi, puoi gestire anche determinate sconfitte, quindi è evidente che non puoi permettere di perderti con la serenità. Io quello che ti potrei dire, che non è la previsione, non è farà così, non è il fate presto, tesserini, eccetera.
Le due partite che il Napoli non deve assolutamente perdere sono con l'Atalanta e Lazio, per non farle scappare, soprattutto con la Lazio. Cioè con la Lazio tu devi mettere un paletto, possibilmente vincerla, in modo tale che eliminare il discorso delle 7 sorelle, così lo diciamo, elimini. Questo ti posso dire, ma ripeto, sono auspici, sono ragionamenti, non condanne assolute. È chiaro. Mi fa piacere leggere questo messaggio di Emilio, da tifoso della Salernitana: onore a te e a quei tifosi intelligenti, no a guerre stupide tra chi dovrebbe sostenersi. Ti seguo e vi mando un grosso in bocca al lupo e forza Salernitana. Questi sono i messaggi di fair play. Sono le cose che piacciono a me. È sport, in campo ce ne diamo sportivamente di santa ragione, è sport, cioè non è una guerra, anche il genere che vinca il migliore, rispettando le regole. Pienamente d'accordo con questo messaggio. Onore a chi segue lo sport con sani valori. Ci piace davvero tanto. Gol della Roma nel frattempo, ci dicono troppo tardi, nel senso che siamo penso al 94esimo, quindi è arrivato in extremis, e quindi c'era un messaggio di Fabio Versatile prima, dice: a Roma si è spisa a mazzetta tutta quanta contro di noi, che hanno dato tutto e non purtroppo. Però anche la Salernitana, io mi aspetto un 4-0 della Salernitana a suo sfavore con la Lazio, cioè, dopo che hanno dato il cuore. I nemici te li scegli. Il messaggio è anche simpatico. Il Milan è lanciato per lo scudetto, Napoli no. E teniamoci, perché sono veramente punti d'oro questo andamento mostruoso fino adesso. Abbiamo visto già i segnali arbitrali, sono proprio uno peggio degli altri, e non è uno, è 1, 2, 3. Oggi l'arbitraggio è stato irritante. Poi dice: hai vinto lo stesso, però poi quando succederanno certe cose non voglio sentire vigiliamo, i pianti, gli sfigati. Io lo so, infatti io non lo dico, mi riferisco a una persona che non posso nominare perché mi sto lamentando. Io ve lo dico perché tra le tante componenti che servono per vincere la stampa, oggi Spalletti era nervoso in conferenza stampa, gli hanno fatto una domanda e tutti i colleghi si sono presi con lui, per Maroso a Roma dicevano là, però sono 3 conferenze stampa che sta sbottando. Noi l'avevamo detto in tempi non sospetti, allora tu dici la domanda sulla Panda, la domanda sul calzino, la domanda lì, prima o poi dalle si piegano anche i metalli, dicono a Napoli, e la stampa in un certo modo, e il pubblico in un certo modo, e il potere politico e la società, il budget. Cioè, noi che cosa abbiamo, diciamo, più degli altri? Diciamo, in questo il Napoli è più forte, non la rosa, al massimo può dire la rosa se la può giocare, può competere con Milan e Inter, tra l'altro sono valutazioni qualitative, quindi soggette di variazioni di ciascuno di noi. Io posso dire che il Sassuolo era più forte, posso essere pazzo, però nessuno può dire no. Un altro dice il Milan è più forte, un altro, sono valutazioni qualitative, non assolute. Io dico che per vincere uno scudetto, lo dice anche la storia, servono tantissimi elementi. Puoi farne a meno 1, 2 di questi elementi, ma non tutti su 7-7. Poi ha detto, dovesse succedere, significa che sono stati talmente forti in campo da fare qualcosa di eccezionale, di stravincere il campionato, dove ti è andato anche tutto bene, nessun infortunio importante, e faremo applausi. Però è difficile, veramente difficile. Teniamoci questi 31 punti che sono veramente molta legna nel caminetto per l'inverno. Guido, tra l'altro ti chiedo, poi prendo questa domanda così, proprio mi devi rispondere solamente sì o no per la cosa mia e poi affrontiamo questa di Mauro. Hai già visto la serie TV di Amazon Prime, Maradona il sogno? No, me la voglio vedere tutta insieme come faccio io, non a pezzi. Bravi, veramente, perché secondo me è emozionante. Poi lo possiamo anticipare, faremo uno speciale perché ti vorrò chiedere quanto si distacca dalla realtà, perché ovviamente ci sono delle licenze che si sono presi e voglio sapere nello specifico, quindi prossimamente sul canale.
Mi chiedo, anche in questo caso, l'arbitro era troppo vicino per valutare il rosso, per farlo su Anghissà. E guarda, Mauro, mi hai letto nel pensiero perché stavo per chiederlo io a Guido. C'era bisogno di andare al VAR. Mauro, io sono contentissimo di quel fallo. Sto ancora gioiendo, te lo dico. Perché non mi interessa il rosso, il VAR hanno sbagliato. Mi interessa che il ragazzo non si è fatto male. Cioè, veramente non so che mano divina. Grave. Cioè, è evidente, Mauro, che non serve il VAR, non serve, stai vicino. Io sono contento adesso a fine, anche se è un acciacco che si porterà, perché quei dolori, quella è una botta che prendi, non è che sono robot, poi una botta oggi, una botta domani, fanno male queste cose. Però io sono contento che non si è rotto la caviglia. Sulla decisione arbitrale è scandaloso. Tu pensa se gli rompeva la caviglia, quello non aveva dato manco... Ragazzi, sono cose che non riesce a giustificare, ma guardate anche la botta forte subito sulla caviglia sinistra di Mertens e il fallo da dietro visto, no? Con lui che ha protetto la palla, perché poi mi sento 4, non sta in condizione. Quello ha duettato con tutti, però Lozano litigava col pallone, Zelinski litigava col pallone, lui usciva fuori per creare lo spazio per far entrare le mezzale e quelle litigavano col pallone. Effettivamente noi non avevamo uomini in aria, infatti serviva, detto, se Mertens deve ricucire il gioco e lui il nostro centravanti, chi sta in aria? Elmas lo fa di più, io ho avuto questa cosa. Elmas entra di più senza palla rispetto a Zielinski. Oggi gioiamo perché si è preso solo un giallo Anguissà, che comunque in diffina, ma è tutto intero. Sì, qualcuno mi parla di che c'era un rigore nel finale, qualcuno ha detto di no, non c'era nessun rigore, come non era rigore su Ibra, quindi ovviamente queste ce le dobbiamo andare a rivedere. E vediamo un pochino la dea bendata che ci aiuta come sempre perché ci mettiamo il cuore, amore, siamo grandi. Nicola, dobbiamo vedere. Oggi la dea bendata ha fatto lasciare la parte finale della natica del difensore della Salernitana leggermente avanti rispetto a Zielinski, altrimenti era complicato a sbloccarlo. Sotto questo punto di vista bisogna dire. Ci dice no, Kier la presa di ginocchio e l'altro aveva le braccia attaccatissime al corpo, non pazziamo, restiamo obiettivi. Ovviamente io mi fido delle considerazioni dei nostri amici. A Holland, con tutto il rispetto, gli darei 50 milioni di calci. Si sta parlando della richiesta di 50 milioni all'anno di Holland. I contratti si rispettano, dal dopo Bosman non si è capito più niente. Vabbè, è un calcio. Penso che Guido stia controllando la situazione finale di... Sì, vi voglio dare degli altri. Tu tanto Valerio, insomma, te la capi benissimo. Certo, non c'è problema. Pazzesca la serie su Diego, l'ho binge watched ieri, una tirata, consigli ai naviganti e come la Marvel, guardate i crediti alla fine. Hai ragione Gibernile, hai proprio ragione, è tutto importante. Io, se posso dare un consiglio agli amici bellini, consiglio di guardarla in spagnolo con i sottotitoli in italiano, magari se avete più difficoltà. Io l'ho cominciata in inglese perché di default era uscita in inglese e soffrivo il doppiaggio, perché poi si vede che parlano spagnolo e l'inglese non si sposa bene. Siamo un pochino meglio noi nel doppiaggio, ma lo eravamo, poi abbiamo perso anche quello, secondo me. Però in spagnolo, secondo me, va vista in spagnolo, anche se ti perdi 2 o 3 parole, però hai la sensazione di quello che sta succedendo molto più nello specifico. Posso dirti una cosa, è dall'anno scorso, da quando noi ci vediamo, che ho insisto su un dato che non viene nominato mai, e io ho detto guardate che questo è il dato fondamentale, non è l'unico, però è quello soprattutto per il Napoli da tenere con grande attenzione quando sale, quando scende, e ci indica infatti un percorso, che è quella della percentuale di realizzazione in attacco, sì, che è scesa ulteriormente. Infatti ho detto noi ci dobbiamo tenere buona questa difesa, che cosa gli possiamo dire di più. Infatti oggi tu, non prendendo gol, ce l'hai fatta. Napoli è scesa al 36,5. Per dirvi, io non posso ancora aggiornare perché non so quanti tiri ha fatto il Milan. Il Milan è 52, con oggi molto probabilmente conserverà il 52, sarà il 51. Cioè l'Inter il 43, l'Atalanta il 43, la Lazio il 37, il Napoli il 36. Ovviamente solo la Juve fa peggio del Napoli, infatti ha 15 punti e 31%.
non va bene. Cioè noi negli ultime partite ricordiamo Torino, Roma e oggi Salernitana non sono state squadre coriaci, però a parte la partita col Bologna stiamo segnando pochino, abbiamo fatto clean sheet come dicono ormai quelli bravi, però non vince lo scudetto col 36% di realizzazione in attacco. Quindi, cioè, voi pensate che se il Napoli oggi avesse preso un gol, possiamo dirlo perché non è successo, quindi non sono malaugurio, avrebbe di gran lunga la migliore difesa del campionato, di gran lunga, no? La migliore differenza rete del campionato. Il Napoli c'ha più 20, no? Il Milan c'ha più 16, anche con un gol il Napoli avrebbe avuto 19 di differenza e 4 gol in difesa, il Milan ne ha 10, ma non sarebbe primo in campionato. Ecco, questo devono capire gli amici bellini, cioè i numeri che poi il Napoli, tu ce l'hai confermato anche l'altra volta, il Napoli ha dei numeri importantissimi tra gol fatti e gol subiti negli anni, ma non sono serviti per garantirci la posizione. Perché E questo è come i giocatori di tennis, tu puoi perdere tutti i servizi, cioè vinci tutti i servizi con fatica, no? Hai vantaggi, tutti. Una sola volta l'avversario ti dà una palla break, fai il break e vinci 6-4. Vai a vedere i punti realizzati, voi sapete che c'è 15-0, 30-0, no? E tu hai fatto meno punti dell'avversario ma hai vinto 6-4. Nello sport, e il calcio è lo sport più esasperante da questo punto di vista, più della pallacanestro, più della pallavolo, più della pallamano, più della pallanuoto, più del tennis, che è il secondo sport più esasperato, conta l'attitudine a essere una squadra vincente, che potete chiamare cazzim, cinico, eccetera. Invece no, sono tutto qualunquismo, è l'attitudine a essere una squadra vincente, che quel tiro ti ammazza la partita, anche se stava soffrendo in questi anni. Noi abbiamo visto che può essere la Juve, l'Inter, cioè. Quindi noi negli anni abbiamo avuto record, ma non un anno, vi presi 13 campionati sono tanti, dove noi siamo stati primi in tutte le statistiche tranne nei gol subiti, dove siamo appena secondi. E com'è possibile il Napoli non ha vinto? Perché non sei attitudine nel campionato, né in quel quadro che abbiamo visto, quello là, andamento 1, andamento 2. E vedete come la Juve non è prima in questa cosa, non è prima in nessuna delle due, però in queste due cose ha vinto 2 scudetti. È perché significa che ha vinto le partite che doveva vincere e ha fatto i punti, segui questo ragionamento Valerio, divisi quando andavano divisi. Per questo ritorno alla domanda di prima, il quando perdi le partite, non tanto con chi. Nello sport è il quando. Quindi casomai tu ne fai 50 e loro pur avendoli divisi in maniera, cioè noi li abbiamo divisi meno bene, i famosi 48, 48 e 43, è fondamentale. Questo dato mi preoccupa, ma mi preoccupa perché nel corso di tantissimi anni di sport è quello, non è l'unico, è quello veramente importante, e dove noi non è che siamo la seconda, dice vabbè Napoli vedi vincere, siamo la penultima di queste sorelle, la penultima delle 7 sorelle, e l'ultima è la Juve che ha 15 punti in classifica, e tant'è vero che le prime 2 sono Inter e Milan di nuovo. Sì, no, ma io credo che la maggior parte degli amici bellini leggono tra le righe, stanno cominciando a leggere su 38 giornate, se mantieni questi numeri non lo vinci il campionato pure con questa difesa, perché ti arriverà la partita che un semplice 1-1 ti frega. Non detto, quindi io infatti non dico non vincere, deve, per poter aspirare al massimo, aumentare la percentuale di realizzazione offensiva e mantenere, io non dico questa perché questa è mostruosa, il più possibile bassa, questa qua mostruosa, firmiamo dove dobbiamo firmare, ragazzi, mamma mia, detto anche un pochino diciamo superiore, non è dannosa perché è molto molto bassa, però cioè 36 a 43 52 è un altro mondo. Poi non ci dobbiamo entrare, dico, con tutto che il Napoli comunque ha avuto
5 rigori, senza sarebbe ancora peggio questa percentuale. Che poi ci sono tutti e quindi anzi ce n'erano di più che non sono stati dati, ma lo dobbiamo tenere presente. Ringrazio Michele D'Ambrosio, prendiamo il positivo di stasera, più 12 sul quarto posto. Certo, ma infatti ed è così. Non mi sembra non siamo listati lui sottolinea, dà valore. Non amando i luoghi comuni, e oggi insomma mi sono appoggiato a qualche statistica che ho condiviso con voi, semplicemente segnaliamo quelli che sono gli elementi di forza, gli elementi di criticità, gli elementi di continuità. Cioè, vedete il Milan, poi vincerà il Napoli, siamo contenti, però il Milan sta facendo un percorso, non è che è primo per meriti divini, cioè che sta facendo un percorso e da vari gironi. Come si può spiegare che non solo in Italia il tifoso non si stufa e continua a seguire il calcio, anche se le squadre che vincono alla fine più o meno sono sempre quelle? È un falso, perché i dati negli stadi, i dati degli abbonamenti TV, i dati dell'audience sono in costante calo, quindi no, i dati sono in calo, poi casomai ti raccontano, ci fanno credere di più, però noi abbiamo una scusate il termine, un riempimento stadio molto basso, no? Cioè la percentuale tra i presenti e la capienza, che negli altri campionati oscilla tra l'80 e il 92, 94% in alcuni stadi di tutte le partite, e a noi vedete ci sono deserti, perché noi ci lamentiamo del San Paolo vuoto, ma andate a vedere i dati di Cagliari, i dati di Verona. Quest'anno, per esempio, il calo più importante, la prossima volta ti farò vedere un'altra statistica, è il calo della Juventus. No, sta succedendo, qualcuno si sta scannando qua sotto, non lo so, i rumori. Quindi, ad esempio, tifoso bellino, la Juve quest'anno ha avuto il crollo maggiore in Serie A degli spettatori allo stadium. A parità, diciamo, di percentuale, non è che quindi 50% della capienza, 70% della capienza non stanno andando nemmeno in 20.000. Aspetta che te la dico a giornata la classifica. E dietro il Napoli che è pessimo, è quinto con percentuali molto, molto basse, perché loro, avendo questa cultura, mamma mia, vince l'unica cosa che conta, sanno che quest'anno non possono vincere e abbandonano lo stadio. Sì, vabbè, io penso che Virgilio si riferisse anche una visione dall'esterno, perché lui non abita in Italia e guarda un pochino anche tutti gli altri campionati. In Inghilterra li vedi pieni, è chiaro, ma hanno proprio una cultura diversa, perché loro non vanno allo stadio perché la squadra vince. Il West Ham se lo vanno a seguire anche se sta lottando per la retrocessione. Angela ti chiede in maniera molto candida, per quanto riesco a leggere il tono della domanda: perché gli arbitri italiani sono così incompetenti? Ad un calciatore del Napoli, mi sembra Politano, gli viene tirata la maglietta e nulla, ma non è fallo quello? Sì, per onestà, sai che insomma un pochino lo sono, se ha fatto anche un tuffo alla Ronaldo Politano. L'ha fatto nel primo tempo, l'abbiamo detto. Sì. Scusa, non meritava tutta la vita il giallo, io non le voglio vedere quelle cose. Bravo. No, vi do i dati aggiornati. La Juve ha una media di 18.055 spettatori, cioè la Lazio, che è sempre 26.000, il Napoli 19.786 è quinta. Cioè pensate che l'Empoli ha 4.000 spettatori di media, il Cagliari 7.006, l'Atalanta, no? l'Atalanta ha 8.748 spettatori di media. C'è un palazzetto dello sport non dell'NBA, dell'NCAA, dello sport americano del campionato di college, quindi non professionista, fa il doppio. Sono numeri imbarazzanti. C'è il Venezia 5.004, l'Udinese che ha fatto lo stadio nuovo 9.334, il Sassuolo, no? Che viene sempre portato come esempio, lo stadio di proprietà 5.492, la Sampdoria, che è una squadra storica, ha vinto anche uno scudetto, Genova 5.709. È un fatto somito che ci raccontano, cioè la situazione presenza, ma anche prima di passare da DAZN Sky aveva perso 2,5 milioni di abbonati. Il calcio è in crisi in Italia, non ha avuto il ricambio generazionale. Io te lo dico, se quest'anno vincesse lo scudetto, io non sono la Lazio,
sarebbe un bene, ma se lo vincesse il Napoli sarebbe ottimo, se lo vincesse la Fiorentina sarebbe più che ottimo. A questo punto potremmo parlare di 8 sorelle, non 7 sorelle. No, non è una battuta, no? Perché se lo vincessero Lazio e Roma, comunque sono gli uniche due che in 31 anni hanno vinto lo scudetto, e non però negli ultimi 20. In realtà il fatto che non hanno più vinto squadre importanti come Bologna, Torino, Firenze, alla lunga, vedete, impoverisce. Tant'è vero che poi alla fine saranno tutti tifosi di Inter, Milan e Juve, perché la gente si scoccia. È proprio vero. Adesso recupero anche Tore Falanga e mi fa piacere citare Polli che ci torna a far parlare di tattica. La profondità di Osimhen è imprescindibile, comunque devo ammettere stasera è mancata anche la qualità di Insigne. Guido, senza Insigne la manovra è soffre un po', è un pochino più macchinosa perché Lozano non ha quelle caratteristiche. Ma noi abbiamo avuto molte partite che senza Insigne, addirittura con Hermes, era molto più fluida. Noi dobbiamo considerare che secondo me oggi Osimhen avrebbe sofferto tantissimo perché soprattutto nei primi 60 minuti la Salernitana non è stata bassa, è stata di più. Il che profondità ti poteva dare? Era già profonda la squadra. Noi giocavamo fisso sulla tre quarti. Quante volte hanno duettato Mario Rui su quella fascia, Zelinski? Se non è mancato un po' di precisione, lucidità, e soprattutto è mancata quelle volte che siamo entrati in area bene con gli appoggi, che poi le nostre mezzale sono tornate indietro, non si sono assunte la responsabilità del tiro, no? Hanno di nuovo riscaricato fuori, cioè le qualità incredibili di Osimhen le conosciamo e le vogliamo il prima possibile in campo, però io non vorrei cadere nella trappola che adesso dirà Osimhen imprescindibile, Mertens un ex giocatore. Oggi loro erano più bassi di come è stato basso il Cagliari di Mazzarri, cioè rivedetevi la partita con occhi freddi, quindi senza nemmeno l'ansia del risultato, e dice mamma mia, effettivamente loro, soprattutto tutta la prima parte, non ci venivano manco a pressare, cioè ci davano campo. Osimhen ti serve quando tu effettivamente devi allungare il campo, ma se tu non lo dai, e tra l'altro adesso ce ne daranno sempre meno, aspettatevi un approccio diverso. D'altronde ascoltate le parole anche degli altri allenatori. Con Antonio che ha detto noi avevamo preparato la partita su Osimhen, anzi c'è stato un po' uno spiazzamento, che significa l'avevamo preparata accettando l'idea che c'era uno che dava profondità e io te la tolgo, trovatela in un altro modo. Non possiamo sapere come sarebbe andata. Ecco, quelli che dicono con Osimhen sarebbe stato vittoria sicuramente. Con Osimhen si è sofferto in questo campionato quelle partite dove non ti hanno dato la profondità. Infatti quando hanno sbagliato delle squadre, hanno sbagliato, pensiamo la Fiorentina, per dire, che è un atto di presunzione sportiva quella che ci ha affrontato in quel modo, e adesso poche squadre secondo me avranno quell'atto di presunzione sportiva di concederti 40 metri di campo, addirittura essere talmente alti da avere il rischio che lui possa partire dal cerchio di centrocampo e avere quella progressione dove è tremenda. Se lo faranno saranno problemi per le squadre che lo faranno. Io penso che lo faranno sempre di meno, forse solo con le grandi squadre. Però per esempio la Juve non te l'ha fatto fare, la Juve è venuta a giocare la provinciale. Vabbè, ma perché vedere, lo sentono che bisogna vedere chi tra Milan, la Lazio, parlando del maestro Sarri, la Lazio sta giocando solo di contropiede. Non si sta vedendo la Lazio che tutti già la Lazio, il Napoli di Sarri, ma non è vero. Andatevi a vedere tutti i gol che ha fatto la Lazio fino adesso, tutti gol addirittura spesso con non il quinto, il terzo rimorchio che arriva sulla ribattuta, sull'appoggio di Immobile. Quindi per esempio la Lazio potrebbe fare una partita spettacolo a Napoli oppure una partita tutto in contropiede e non ti dà proprio profondità. Quindi le partite vanno analizzate senza preconcetti di simpatie e antipatie. Mario Rui, sempre lui, che lo dice lui, non Valerio. Il problema è che probabilmente, andando sui fatti, se Spalletti ha detto il vero, e non penso che ha detto una bugia, probabilmente non l'infortunio, questo affaticamento, si temeva l'infortunio, c'era. Noi tra l'altro l'abbiamo visto un po' claudicante, poi si prende tante botte, che per pura coincidenza è avvenuto pure col caso del rigore, quindi la cosa importante è che invece trovi la condizione. Mi fa piacere a me raccontarvi sempre
quantomeno si spera qualcosa di concreto. Non voglio dire la presunzione della verità, però quando io vi dissi, c'è un collega che ha detto Insigne è stato sostituito solo 2 volte ed erano già 7 consecutive, cioè Insigne, avevo fatto vedere i numeri alla mano, è sempre stato sostituito. Oggi sarà stato un caso particolare, però Spalletti ha detto sta giocando sull'affaticamento. Se io lo forzo e lo stiamo preservando, io vi ho fatto vedere come lui ha già guadagnato 2 partite senza questa qua saltata, con tutti quei minuti. Se tu lo forzi e poi ti fai male, stai fuori 3 mesi, fesso che sei. Quindi ma oltre al ti fai male, magari la partita in cui la palla non la vede proprio, perché l'abbiamo vista, è capace Insigne di avere la partita dove non ce la fa nemmeno fisicamente a raggiungere il pallone e litiga col pallone, l'abbiamo visto. Sì. che è un esteta della grafica, quindi chissà che fa, è perché oggi è Halloween, quindi sì, e lui a Londra sicuramente se la va a divertire. Io mi sono vestito 2 giorni fa, non lo faccio di nuovo, basta. In ogni caso, Insigne o Elmas avrebbero giovato anche al gioco di Mertens, che richiede altri palleggiatori come lui. Zielinski oggi non garantisce quel tipo di gioco e men che meno Lozano. Quindi sì, aspetta, voglio tornare su un concetto, no? Conferme tattiche. No, nel senso che io non è che bocciature, riprendo. Allora, Mertens ha 128 minuti, soprattutto ha saltato integralmente le prime 6, ha fatto 10, 15, 15, 25, 15, 15, che tra l'altro gli ultimi minuti di partite. E lo dobbiamo dare 4. Io non è che lo voglio difendere, perché quando Memphis ha giocato male. Zielinski, aspettate, dove centrocampo ha giocato 544 minuti. Grazie Valerio, no? Dove a parte la seconda partita le ha fatte tutte e mediamente almeno 70 minuti a partita lo fa, tranne la settima 58, i suoi 70 minuti li fa. Poi si è fatto male al gluteo e ha saltato la 10ª. Teoricamente dovrebbe stare un po' più avanti nella condizione tecnica, atletica e della partita. Cioè ci sono 400 e passa minuti di differenza e soprattutto dalla terza all'11ª giornata le ha giocate tutte, seppur Scampoli o è stato sostituito verso la fine. Mi trovate la logica di certe dichiarazioni? È veramente complicato. È chiaro che questi giocatori stanno in uno stato di forma, Zielinski, per dire, non ottimale, che non si può bocciare o strappiamo tesserini, e serve tremendamente al Napoli, che non c'ha un campione come Cristiano Ronaldo, che da un lato ti toglie tanto perché ormai non torna più e gioca per i suoi numeri, però è un cecchino per i suoi numeri, però diventa ancora sempre più, proprio perché vuole arrivare a record incredibili. Ormai forse su un tiro e mezzo fa un gol e mezzo, cioè, no? Noi non avendo questi Ibrahimovic, sì, ha sbagliato il primo gol Ibrahimovic, però una punizione messa malissimo la barriera lì, boom, gol e ammazzi la partita, no? Non ti puoi concedere il lusso di regalare, tra virgolette, anche questi calciatori che hanno le loro qualità e anche le loro lacune, ma se non sono in condizioni si vedono più le lacune. Questa non è una domanda di Mario, ma una conferma. Da 13 anni purtroppo non conosco tanti ragazzi che seguono assiduamente il calcio e la sto vedendo, la crisi, e ce n'è più di quanto pensiate. Tra qualche anno ve ne accorgerete. Io una cosa che ti volevo dire, sì. Siccome mi è piaciuto, non è il canale di Valerio, attenzione, e quindi una proposta aperta che faccio a tutti, ma chiaramente con l'avvallo meno di Valerio. Volontariamente, non è un obbligo. Se qualcuno quando fa delle domande vuole indicare, soprattutto se è piccolo, l'età, come dici tu, un atto di cortesia, di cortesia è molto utile, non perché io cambi opinione o faccio il ruffiano, perché ovviamente a questo punto mi rendo conto che ho di fronte una persona che ha uno storico molto diverso rispetto al mio e casomai posso fare anche un inciso. Quindi se una persona, soprattutto voi che siete piccoli, che invece dovete amare lo sport, mi ha fatto molto piacere che lui ha indicato che ho 13 anni, e infatti a me dispiace che rendono molto
violento anche verbalmente. Pensi a tutto quello che è successo nella preparazione di questa partita, doveva essere una festa, invece i tifosi del Napoli no, minacce, ma io vorrei uno stadio pieno invece di ragazzini, di ragazzi, di ragazzini, i nonni urlano, gioiscono, perché noi, almeno io, una parte della mia vita l'ho vissuto un calcio bello, non solo sul campo, parlo anche fuori dal campo. Servirebbe riproporlo anche per chi ha 13, 14, 15 anni quel campo, se no noi li priviamo la possibilità di gioire fuori e dentro, diciamo, il terreno di gioco, no? Quindi chi vuole dire l'età, col permesso di Valerio, e chiaramente è volontario, non è che siete obbligati, può essere utile, perché ovviamente non vedendo io non so chi ho di fronte. Approvo. Io qualcuno lo conosco perché ci siamo scritti magari in privato su Instagram e quindi ho visto il volto, ma approvo questa cosa. Stellina ci reintroduce l'argomento che noi ci siamo goduti in privato, io e Guido, di Baby Ciro, insomma di Baby Mertens che sta arrivando, ed è una cosa toccante. Io e Guido ne abbiamo parlato in privato. E Guido, secondo te c'ha ragione Luigi quando dice che il Napoli ci ascolta, hanno fatto un post con Lozano con la maglia di Halloween, che noi abbiamo detto sfrutta il messicano, che è importante. Senti, non lo so, questa che è la 50ª coincidenza, continuiamo così, io non ho questa presunzione, ovviamente mi fa piacere quando sento le parole di Spalletti, ho detto vabbè, almeno l'avevamo detto gli amici di Valerio. Adesso sono partite tutte le età, vedi? Vabbè, è utile. No, lui diceva più che altro quando fate la domanda, perché altrimenti io, Salvatore, probabilmente esce un altro Salvatore e mi dimentico se era il Tortora che aveva 38 anni. Comunque va bene. Sì, cioè, la cosa che fa piacere è che anticipiamo, non siamo mai a inseguire rispetto agli altri. Guido, che ne pensi sull'episodio accaduto a Bergamo della monetina a Reina? Possono avere, oltre alla squalifica del campo e multa, punti di penalizzazione? Teoricamente sì, cioè il regolamento parla chiaro, no? Non è mai stata abolita la responsabilità oggettiva. Io vi ho già detto la mia, perché poi volendo competere al massimo delle possibilità con gli avversari nella sportività, non è che voglio che quelli vengano squalificati, si infortuniano, eccetera. A me preoccupa che una persona, anni fa una tifosa dell'Atalanta perse un occhio perché gli stessi tifosi buttarono un petardo. Pensa un po', tu vai a vedere la tua squadra, stai giocando e torni a casa senza un occhio. Non ci riesco, io che ho vissuto la tragedia delle Selle, non riesco a immaginare una cosa del genere, non l'accetto. Quindi facessero, mi penso che l'Atalanta adesso è potente, quindi più che forse la squalifica del settore della curva, solo di quella curva non avrà. La vedo molto difficile i punti di penalizzazione. Tra l'altro c'è il rischio pure che non è successo niente, che non hanno scritto nulla nel referto, perché vediamo, cioè, ricordiamoci l'anno scorso quando con l'Udinese scesero dei dirigenti della Juve, lo dissero a Chiffi di tutto, e noi le sentimmo il mondiale, no? Raccomandato, cose, eccetera, non scrissero nulla. Ma queste cose a me interessano, cioè, io non riesco a concepire che tu vai a vedere una partita e devi temere per la tua incolumità, sia addetto ai lavori, calciatore, giornalista e ovviamente anche tifoso. Una cosa che deve scomparire dagli stadi. Tutti. Per prendere questo spunto, un'amica bellina mi ha scritto ieri su Instagram: io sto vicino alla Rechi, ci sarei anche potuto andare, ma tutta quest'area pesante preferisco evitare perché non è il caso, ed è proprio un peccato. Senti, fammi rispondere questo bel messaggio, leggilo. Sì, a proposito di crisi del calcio, 2 figli maschi che non seguono neanche la nazionale, non tifano per nessuna squadra e preferiscono palestra, arti marziali e tennis. Per strada non vedo più partite. Non so se sentisti tempo fa quando io dissi questa espressione, pur avendo dedicato tutta la mia vita al cinema, io detesto l'espressione dei miei colleghi: questo è un film necessario. Non ritengo che i film siano necessari. Possono essere per me perché gli ho dedicato tutta la mia vita. Perché ti dico questo? Perché, anzi le dico, non ti conosco, scusa il tu. Perché c'è molta presunzione e egocentrismo nel mondo del calcio. Il calcio non è necessario, non c'è per ora un obbligo legislativo che tu debba seguire il calcio, qualunque squadra, no? È un
per chi lo segue, e chi non è un giocatore professionista, è un hobby. E non è che uno, se non lo segue, deve sentirsi meno intelligente, meno glamour, meno qualcuna diminuizio. Invece, per esempio, i figli di questa persona fanno sport, e più di uno. E tra l'altro, per esempio, uno sport bellissimo come il tennis. Quindi è molto bello e utile quello che ha detto, perché non è che sono disinteressati allo sport, e anche quello potrebbe essere. Io ho un fratello che è disinteressato allo sport, è una delle persone più colte che esistano, posso situare. Quindi anche quello, uno potrebbe essere disinteressato allo sport. Bisogna incominciare a essere un pochino più umili, parlo, e invece nel mio settore, soprattutto diciamo gli addetti ai lavori, veramente sono egocentrici, il calcio. Ci sono tantissimi sport, e per chi fa sport l'emozione che prova se gioca a ping pong o a pallanuoto è la stessa di chi gioca a calcio. Sono io con la presunzione, ma no, il calcio è il miglior sport. No, quindi se loro provano emozioni, si divertono, gli allenamenti, le competizioni, lo spirito. Tra l'altro lo sport ti dà per esempio disciplina, se non sei il Balotelli di turno, ti dà una certa attitudine a essere concentrato in certi momenti, no? Perché quindi io non ci vedo nulla di male. Meno egocentrismo, cioè il calcio non è necessario, chi non segue il calcio non succede nulla, semmai bisognerebbe domandarsi, perché c'è questo caso, e cosa si può fare nella libertà, chiaramente, per invece renderlo attraente. Detto, dove sbagliamo? La domanda è inversa: dove sbagliamo noi? Io mi ci metto pure io, no? Tutti addetti ai lavori, dove siamo? Nel linguaggio, nel fatto che accettiamo come struzzi determinate cose per convenienza di una squadra all'altra, nella narrazione. Intanto, cioè, uno si deve fare, non no, è sempre colpa degli altri. No, gli altri possono benissimo non seguirlo, e potrebbero non seguirlo lo stesso, perché provano più emozione nel seguire la pallavolo, no? Che per esempio c'è stato un quindicennio magico in Italia con Julio Velasco, no? Quindi andrebbe proprio invertita, cioè questa cosa secondo me la riprendi, cioè di creare seguito, entusiasmo, se innanzitutto si fa un bagno di umiltà e poi si incomincia a lavorare seriamente per ricreare una passione, ma già dal basso dei piccolini, per una passione per il calcio, altrimenti questa curva andrà sempre più scemando. Esatto, e qua come cioè a conferma di quello che stai dicendo, Penn State una media di 105.000 su 106 di capienza, diversa cultura dello sport o altro. Valerio Guido, cosa ne pensate? Classe 79, grazie Mauro. Per averlo... Sono rapido così lascio la parola a Valerio. Sì. Si chiama March Madness, il torneo finale, cioè quello a tabellone di tennis del campionato NCAA universitario. Per chi non conosce in inglese, le follie di marzo. Cioè è talmente seguito che c'ha proprio un nomignolo, ed è le follie di marzo. I playoff, dai, per dirle così, i playoff come la Champions League, a te la parola. Cioè, parliamo di qualcosa che va al di là dello spettatore. Tu che vivi comunque mentre tu parlavi io mi rendo conto, cioè per noi fanatici malati di calcio sembra quasi una follia, però io quando ne parlo e cerco di spiegare ai miei amici miei americani che mi vedono blaterare in italiano sulle storie su Instagram, e loro sono musicisti che non capiscono, giustamente dice no, tu segui il caso, sì, è interessante, però non gli cambia nulla, perché ma nemmeno poi sono alcuni seguono il basket, alcuni seguono il football, il baseball, e ognuno di loro ha la sua dignità di esistere. Io non sono superiore a nessuno seguendo il calcio, e dovremmo capirlo un pochino tutti. Amici bellini, 400 premi trattati, il Napoli continua a vincere, in questo canale tanta professionalità, riusciamo ad arrivare a 400 like o chiedo troppo? Grazie. Manca poco. Per rafforzare un po' i ragionamenti che facevo, no? Che nello sport segue un percorso, sì, ma cioè, per chi come me segue la pallacanestro lo sa, ma è bello che loro le chiamano così, cioè la follia di marzo, proprio perché c'è una passione per tutti, e parliamo della squadra del college, no? Un discreto giocatore di pallacanestro che è stato Michael Jordan, ma proprio discreto, no? Non è che ha vinto subito,
E tra l'altro lui, vedete, faceva più punti all'inizio carriera, le schiacciate partendo dalla lunetta, poi non è che ne faceva poche dopo, però ha imparato a farne quelli decisivi, sempre medie di 30 punti a partita, però quando perdeva con Detroit, pur avendo fatto il record 50 punti a partita, e Detroit vincevano l'anello, quindi il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi, o uno dei più grandi, non voglio fare gli assoluti, pure lui è stato costretto a fare un percorso, perché è il percorso dello sport, quindi meno assolutismi nello sport, e capire che servono delle tappe. Odune Mars, Jordan, poi volevo recuperare un'altra conferma di Mario. Io amo il tennis e l'atletica, ho 13 anni, ovviamente oltre al calcio, ma vedo che il calcio è in crisi perché i ragazzi dell'età mia, il calcio è in crisi e noi siamo tifosi. Vedo, cioè osservo i ragazzi della sua età e noi siamo, dovrebbero essere i tifosi del futuro, e per questo dice la crisi non può che peggiorare, perché se i giovani tifosi non si appassionano adesso, diventa complicato. L'atletica, il calcio è bellissimo, nel tennis vi ho fatto spesso partecipe di ricordi, di aneddoti. L'atletica è uno sport, non ne parliamo proprio, ragazzi, non è uno sport meraviglioso di più. Al calcio. Quindi, questa è una considerazione. Questo ragazzino è così giovane, comunque già segue due sport che sono meravigliosi. Ma Marietto per me è stata una mia scoperta, che appena l'ho visto dal vivo mi sono reso conto che fosse tredicenne, perché da come parlava per me era oltre che maggiorenne, preparatissimo e pronto. Al calcio non puoi giocare da solo, se non hai amici che si interessano cosa fai? Noi eravamo sempre una quindicina di malati di calcio, più la squadra del paese, la scuola, insomma sì. Però Diego Maradona, permettimi di citarmi non per vanità, adesso parlo da storico, mi cito per spiegare storicamente. Il calcio è lo sport più popolare e più praticato del mondo, non perché sia più bello, il più amato, perché chi può stabilire che sia lo sport più, ma perché oltre che quello più povero, infatti è molto grave che sia diventato così ricco in maniera esasperante, perché è anche quello più facilmente praticabile. Io, insomma, l'altro giorno sono stato al golf, un campo da golf, cioè, il golf è uno sport per ricchissimi, l'attrezzatura, il golf club. Allora, a tennis servono quantomeno una rete e le linee, altrimenti palleggiamo. E quindi tu esci da scuola, non puoi giocare in mezzo a una via a tennis. A pallacanestro servono quantomeno due canestri, un canestro e delle linee, e il canestro. Ci sono i playground, infatti il basket è uno sport molto popolato, ma sono comunque delle strutture che o l'amministrazione pubblica o un privato ha messo. La pallavolo uguale, la pallanuoto non ne parliamo, e così l'atletica, insomma, servono strutture che per i salti, per in alto, in lungo, le corse, il cronometro. Il calcio, come citai la frase della canzone di Baglioni, è i cappotti a fare le porte. Cioè tu puoi non avere niente, ti basta una palla, lo so che possono... Nemmeno la palla, Guido, perché quante volte abbiamo giocato... Con le lattine, con le cose. Però diciamo, almeno la palla, il super santos dei vecchi tempi, no? È vero che, insomma, la linea di rigore, però tu una partita di calcio, anche con degli sconosciuti, in un parcheggio, in una villa, in una cosa, la acchiappi. E questo scalzi, senza magliette sulla spiaggia. Questo ha permesso che più persone giocassero a calcio, più persone quindi sono potute diventare professionisti, e quindi è uno sport particolarmente popolato da sia professionisti che amanti di questo sport. Oggi poi dovremmo farlo, quando vedremo la serie su Maradona sicuramente sarà molto interessante, sia da un punto cinematografico che da un punto di vista umano, ma probabilmente anche per quello forse che ha toccato o non toccato sulla battaglia di Maradona, che voleva togliere molti soldi al calcio, che si è snaturato. Quindi c'è una ragione proprio pratica, che poi è diventata storica, per cui questo sport è molto praticato e l'atletica di meno. Cioè l'atletica hai bisogno di attrezzatura di altissimo livello, pensi solo alla cronometrazione, no?
Certo. Dice, vabbè, più o meno, dai, ci siamo. Più o meno è proprio non si può fare. Losco ci dice che lui ha 2 gemelli di 10 anni l'uno, uno dei quali, tifosissimo del Napoli, è super appassionato di calcio, segue qualsiasi campionato anche femminile e lo pratica assiduamente anche per strada, quindi Losco, ma sei stato pure tu che l'hai sicuramente indirizzato, perché io mi ricordo un tuo intervento anche video, bellissimo, commovente. Secondo me tu l'hai influenzato in qualche modo. Poi acchiappa qualcuno e meno un altro. Ma certo che l'influenza dei fratelli maggiori è importante. Non è... 47 Giorgio Mele, è verissimo, nessuno più gioca per strada. Noi all'età di Mario facevamo partite che duravano primo tempo 2 ore, secondo tempo fino al tramonto 7 giorni su 7. Se non ti venivano a prendere i genitori tirandoti per le orecchie fino a che veramente non si vedeva più. Vero. Che tristezza, il Super Santos per i giovani d'oggi è un oggetto sconosciuto come il floppy disk o la musicassetta. Che poi il Super Santos già era meglio del Super Tele, che era leggerissimo. Poi c'era il Tango, che era bello. Il Tango a me faceva malissimo al metacarpo. Sì, era durissimo. E poi che erano costosissimi i palloni proprio della Serie A di cuoio, che costavano tanto, ma soprattutto era molto raro giocare, diciamo, in mezzo alla strada con quei palloni, perché poi si rovinavano sull'asfalto. Senti, OTV ci dice: dichiarazione di Mu, se parlo io, puntini, ma perché Mu non parla più? Non ho capito, cioè perché, che cosa è cambiato, Guido? Cioè, io mi aspettavo uno show dopo Roma-Juventus, non è più il Mourinho che fa il gesto delle manette e si sente anche forte di stare al nord. Ho risposto già io, scusami. Ma io dal primo momento ho detto non sono, ripeto, non per antisportività, fidatevi, rimasto entusiasmo di Mourinho alla Roma, ma non perché è bollito, non bollito. Non lo so, non lo vedevo adatto, poi vedremo da qui a 3 anni, come allenatore che accetta l'idea di fare un percorso. Perché per molti anni è stato abituato bene. È vero che c'è stato il primissimo Mourinho, quello che si è fatto conoscere con la Coppa Campioni al Porto, però poi è sempre stato top, sia come allenatore, perché è stato nell'Inter che ha speso più di tutti, con Moratti che gli ha fatto uno squadrone, Real Madrid, Manchester United, Chelsea più volte, poi nella Roma, tra l'altro in questa Roma che ha un progetto interessante sportivo e finanziario, però chiaramente devi passare le sue tappe. Nei numeri che ho fatto vedere, vedete, la Roma non ha mai superato i 40 punti negli ultimi gironi, quindi è una squadra che lotta eventualmente per andare in Champions. No, prendi quello tutto integrale, non il primo. Insomma, vedete, 36, 35, 36, 37, 25, 19. Cioè, pensare che chi dice la Roma quest'anno comunque vince lo scudetto, ragazzi. Comunque, Guido, Mourinho ha parlato proprio con le tue parole in una delle ultime conferenze. Ha detto: noi siamo arrivati, cioè non si salta dal 7° posto a lottare per lo scudetto. Lo ha detto proprio chiaro. Perché sì, è vero, ti ringrazio, perché io, diciamo, quando analizzo il calcio mi spoglio dell'anima del tifoso, perché rischia di condizionarti in maniera pesante, e siccome non mi sembra giusto fare figuracce e poi rispetto troppo lo sport, è giusto, cioè, far parlare lo storico. L'esempio che ho fatto, questa rimarrà come una delle trasmissioni storiche di Valerio, poi non so se metterai i capitoli, statistica ma unita alla conoscenza della storia dello sport. Dissi in una delle conversazioni private, così ve lo anticipiamo, e Valerio si fece una risata, poi andò a controllare: il Napoli in tutta la sua storia ha vinto una sola volta ad Empoli, anche con Maradona non riusciva a vincere ad Empoli, non ha giocato tantissime partite. Le tradizioni nello sport contano tantissimo. Allora io già vi dico, a parte l'Empoli sta facendo un campionato di assoluto rispetto e interesse, gioca a pallone, è una delle squadre che tira di più ed è di bassa classifica, cioè è una squadra che ne ho promossa, quindi già è una squadra da prendere con le molle. Però, per dire, Napoli mettiamo che pareggia a Empoli, ci saranno, ecco, passo falso. No, il Napoli nella sua storia ha vinto una sola volta, quindi ha una tradizione particolarmente sfavorevole, anche con squadre molto più forti.
Cioè, Napoli che lottava per lo scudetto si infranse sul palo di Bagni un tiro e poi perse col Milan, cioè, ma in quell'anno pareggiò 0-0 a Empoli, non vinse, ed era il Napoli della Magica. Andate a controllare. Non scherziamo, Quindi non scherziamo. ecco perché Guido usò la terminologia: statisticamente è possibile la moneta pari e distinta, calcisticamente è improbabile. E io l'anno scorso, manco a farlo apposta, ma è sempre la mia fortuna, io non sono bravo, che cosa dissi? Probabile, cioè l'Inter ha possibilità di vincere 10 partite di seguito, il Napoli quasi no, il Crotone no, poi l'Inter ne vinse 11, Napoli no, poi fece 43 punti il girone di ritorno, il Crotone addirittura non perse 8 di seguito. Statisticamente Inter e Crotone hanno la stessa possibilità, testo croce, di vincere tot, ma calcisticamente no, ragazzi, non, Diciamoci. cancelliamo anni e anni di storia di sport. 14 partite stagionate ufficiali giocate, la squadra comincia ad apparire un po' stanca fisicamente. È giusto responsabilizzare il resto della rosa per la gara di giovedì in Europa League? Davide, signor Davide, ecco perché oggi ho mostrato quelle statistiche dei numeri, proprio i numeri precisi solo del campionato. Poi li faremo anche dopo la partita, ce li ho pronti in Europa League, per l'Europa League. A me è sembrato per esempio Fabian che fino adesso è il giocatore in Serie A dominante, perché Ibra ha saltato molto, proprio dominante, ha sbagliato 2 appoggi per stanchezza alla fine, non perché non è bravo il Cammellone. Dici benissimo, la squadra apparsa più appannata, e quando si è più appannato si abbassano ancora di più. Oggi in particolare, oggi Napoli ha fatto 18 tiri, un gol. Ditemi dove puoi andare. Ma molto imprecisi, perché Belez Sì, ha fatto poche parate, sì, ma proprio infatti poche ho detto parate. che sono tutti tironi. Il punto è che 3 solo importa, infatti. Male, tu devi alzare le percentuali, e quando perdi brillantezza, oltre che prenderti un errore, un contropiede, vedi poi, perché l'espulsione di Koulibaly pesa, no? Le ammonizioni di Mario Rui, Anguissa pesano, perché poi tu non puoi sapere quando, a meno che la prossima volta pigliano, buttano il pallone apposta fuori, si fanno espellere, ma non si fanno ammonire, perché c'è subito dopo l'Inter, come facevano dei giocatori, Sergio Ramos, Real Madrid, l'ultima partita, tanto diciamo la posso saltare, Real Madrid c'ha già 12 punti e si azzerano per gli ottavi, e non lo puoi fare. Quindi sì, c'è un appannamento. Io mi aspetto più cambi, almeno 3 cambi per l'Europa League. Chiaramente giocherà Koulibaly perché non gioca in campionato. Certo. A Francesco rispondo che ne abbiamo parlato, peccato, probabilmente ti sei collegato subito dopo, perché ne abbiamo proprio parlato, abbiamo proprio citato il sorteggio integrale, abbiamo ricordato il Verona e abbiamo detto ma quanto era bello, quanto era bello e perché. È stato abolito? Chiediamoci solo il perché, non possiamo dare la risposta non ce l'abbiamo noi ci dobbiamo però chiedere il perché. Quindi per giovedì vedremo Meret, Zanoli, Rachmani, Koulibaly, Juan Jesus, quindi terzino sinistro, Demme, Zielinski, Fabian Insigne, Lozano Petagna. È un'ipotesi di formazione. Juan Jesus qualche minuto lo farà, perché deve prendere un po', forse da subentrato, un po' di gamba per domenica, visto che Napoli-Verona. Quello sì. Zanoli non lo mette dal primo minuto, perché ragazzi non si bruciano i Primavera, si inseriscono. È un problema, perché noi effettivamente non abbiamo, cioè Gulama non può essere schierato perché non è in. No, giocheranno Di Lorenzo e Mario Rui qui. No, Mario Rui è squalificato, scusate. Mario Rui è. La doppia giornata perché fu espulso. No, era una sola. Era una sola, ok. Aspetta, era stato campionato. Temo i terzini comunque sia quelli, a meno che non gioca Di Lorenzo a sinistra. Sì, l'ha saltata già là. Malquit a destra. No, io penso Zielinski, poi li faccio fare a Valerio, molto più bravo di me, le azzecco tutte. Io gli avevo solo detto a Valerio prima ancora della questione Insigne, che non giocava Insigne oggi, ma era un'analisi logica, non deve giocare. Io analizzo secondo causa-effetto delle cose, ho detto secondo me è logico che succeda questo, ci ho beccato, ma è solo fortuna. Come vi dissi,
tranquilli su Insigne e Rigori, state tranquilli, secondo me Insigne si mette, si allena, toglierà il saltello, li batterà dritto per dritto, ha battuto 2 rigori senza saltello, dritto per dritto, 2 gol. Logica, ragazzi, logica, semplicemente logica. Allora, volevo dare ringrazio Francesco per le belle parole. Il sorteggio integrale, Valentino, e credo che tu magari non l'hai visto, adesso gli arbitri vengono designati da un designatore arbitrale, quindi c'è questa partita, ci mando questo arbitro che è più in forma, ci mando questo arbitro che arbitra più benvenuto Silvio Massaro. Mentre all'epoca del sorteggio integrale capitava chi capitava, c'era l'arbitro più scarso, l'arbitro più che fischiava di più, l'arbitro che espelleva di più, ed era a caso. Non era che per il Big Mac ci mandavi Orsato, il Big Mac ho detto. Sì, vabbè, ma la patatina. E quindi su 38 partite, anche se all'epoca il campionato era a 16 squadre, quindi dobbiamo esatto. Dai, alla fine veramente quando è legato al caso, al sorteggio, puoi dire che le cose si equilibrano e poi probabilmente crei una generazione di arbitri più o meno, tranne il grande eccellenza, no? Lo bello, il Casalini, più o meno di quella fascia, media, non voglio dire media alta, però in realtà la cosa importante da ricordarti è quella che fu un campionato bello, spettacolare, dove ci furono pochissime polemiche, e dove è anche giusto dirlo, tra l'altro, insomma, non è che tra Napoli e Verona c'è un soltanto corre buon sangue, quindi invece lo diciamo con grande serenità. Elche, Larsen, Verona, Fanna, Alderi, cioè, giocava bene. Bagnoli era l'allenatore di quel Verona, vinse la squadra che lo meritava, e quindi in quel caso è bello, no? Che vince la squadra che lo meritava. Guido, Eros De Sio dice: sconfitta immeritata, la Salernitana meritava di vincere. Io ho delle perplessità su questa dichiarazione, ma sai perché? Io poi non voglio fare nemmeno la cosa del tifoso. Io l'ho postata così, dove sta? Sta qua, mi pare. Pum. Se tu vuoi vedere solamente gli expected goal, la Salernitana ha prodotto 0.4, il Napoli ha prodotto 1.54, che quindi significa un gol e mezzo lo dovevi fare, la Salernitana non arriva a mezzo gol. Vabbè, io l'ho detto prima, sennò poi siamo lunghi, partita bruttissima di una squadra, che lo dico con sportività, mi scuso per la ripetizione, però a questo punto può sembrare scortese nei confronti di questo amico Bellino, in questo momento, cioè oggi, dopo 11 giornate, non previsione né condanne né giudizi, però dopo 11 giornate effettivamente Cagliari e Salernitana non meritano la Serie A, ma non solo per le partite contro il Napoli, sono squadre che hanno giocato veramente male, non propongono un calcio interessante. Cioè, voi vedete l'Empoli come sta giocando, è un neopromossa come voi, anche il Genova non merita, non significa che con maggiore qualità, non solo coraggio e organizzazione, forse anche un paio di acquisti a gennaio a loro servono, non riescano a confermarsi in Serie A e non meritano la Serie A. E non lo dico qua da sportivo, perché il Napoli ha la stessa situazione che io non amo e non ho amato dal primo giorno. Basta andare a riprendere tutti i video con Valerio. A me la questione doppia proprietà non piace. Quando dissi a fine campionato, e basta andare a vedere il video di Valerio a fine campionato, ve lo dico oggi, ho detto, io prendo questa posizione intellettuale, sbaglierò, ma secondo me si risolve a tarallucce e vino, perché conosco la potenza di Lotito, come è gestito il calcio in Italia, là. No, verrà 30 giorni, poi 30 giorni più 15 rimane là. Si è iniziato un campionato, siamo arrivati all'11ª giornata e ed è molto grave. La mia posizione dice, anche tu col Bari, io fui contrarissimo, dissi Napoli non avrà nessun beneficio da questa doppia proprietà. Io vi dico la mia, sono contrarissimo che in Italia qualunque presidente, qualunque soggetto giuridico possa avere più di una squadra in qualunque serie che sia una serie professionista. Comunque è un dubbio sportivo che io non mi voglio portare avanti. Qualunque presidente, qualunque, non è... quindi già il fatto che la Lega non abbia risolto questa questione
prima che si venissero fatti i sorteggi del campionato e addirittura il campionato iniziato, non è buono. Pensate solo se c'è questo spiffero, la Salernitana dovesse venire squalificata, che bordello ci sarebbe. Mamma mia. No, ti spiego, Valerio, perché vedi, anche quello è falsare il campionato. Anche se tu dici annulliamo tutti i punti, no? Metti che viene squalificata, fa 3 partite, no? Dice, vabbè, tanto pari e parte, tutte le squadre non hanno giocato con quella squadra, quindi non si falsa. Però hanno giocato delle squadre, hanno preso energie. Per esempio, hanno avuto un'espulsione. Non avrebbe preso... quindi non è una bella situazione. Che a me dispiace per i sani tifosi salernitani, che meritano di gioire per la loro squadra, non meritano una situazione di ambiguità, chiaramente. Attenzione. Riguardo alla partita, è stata brutta. Io penso che il risultato risicato di 1-0 sia giusto. Di più no, la vittoria della Salernitana mi sembra un po' generosa da parte del tifoso. Vabbè, io poi se mi devo mettere a leggere le cose che mi sono scritte, perché io non mi segno il cross ribattuto, io mi segno il tiro di Politano altissimo, il gol mangiato da Zielinski nel primo tempo, ce lo siamo dimenticati, che va col sinistro quando c'ha il destro e Spalletti fa proprio il gesto. Perché non ci sei andato col destro così clamoroso? Anche il perché colpo di testa di Lozano bastava solo spizzarla, lì non la devi tirare forte, non la devi tirare angolare. Se la spizzi hai tolto il tempo al portiere, non la può prendere perché non ce la fa. Proprio stranissimo. Il colpo di testa di Lozano alto, il tiro di Mario Rui da lontano che non va, il tiro di Lozano alto, quello là al volo dove non riesce ad abbassare il corpo, la traversa di Petagna prima del gol di Zielinski, in un altro tiro di Zielinski al lato che la stringe troppo, ricordiamocele tutte le cose, i cartellini rossi, quindi abbiamo l'unica occasione per la Salernitana seria, il calcio di punizione di Ribéry lento di Lorenzo anticipa anche Ospina, che probabilmente sarebbe stato sulla traiettoria, incolpevolette, tiro di Elmas parato, tiro di Fabian centrale e tiro di Mario Rui al lato deviato dal portiere senza calcio d'angolo. Caro amico mio, riguardiamoci la partita tutti e due insieme volentieri senza l'assillo del risultato e penso che poi sull'ultima uscita di Ospina c'è una, diciamo, l'arbitro non ha fiscato nulla, però i replay danno netto il fallo di spinta sulla spalla di Juan Jesus che finisce su Spina. Lui direttamente non carica il portiere, però spinge l'avversario. Posso dire una cosa agli amici bellini? Comunque non ha fatto voce, non capito. Comunque quell'azione si è conclusa. Anzi, l'arbitro non ha dato pure fallo, quindi non è che uno ha segnato. Cioè, la partita, queste carica. No, dico, queste sono le carica al portiere. È carica al portiere. E Guido, lo so per certo perché finita la partita Guido, come avete visto, si deve aggiornare tutti sti numeri, che non ha nemmeno il tempo di guardarsi la mia reaction, che può far ridere, no, la vede dopo. Quindi Guido non sa che io ho gridato come un ossesso, questo tiro alto della Salernitana non vale, perché doveva essere carica al portiere, perché Ospina non può completare l'uscita. Quindi ragazzi, o Spalletti ci legge nel pensiero a me a turno, a me a Guido, o Guido legge nel pensiero a me molto spesso, oppure semplicemente stiamo cominciando un po' tutti come community a guardare il calcio in maniera un po' più analitica, anche seria, nel senso, le simulazioni a me fanno male. Quando Politano si butta a terra io sto male perché non posso gridare allo scandalo, è uno dei miei che sta facendo male al calcio in questo momento e quindi non esiste, e cerchiamo di vedere tutte le cose di tutte le partite. Quella simulazione è brutta, infatti la segnaliamo con molta serenità, senza no, ma proprio brutto, un brutto tuffo. È brutto anche il battibecco tra loro due perché sbagliano tutte e due, non devono avvenire, tu devi giocare e basta, uno deve giocare, la simulazione è una tuffa sportiva, calcisticamente parlando, cioè tu vuoi fare il furbo, quindi non la simulazione di Dybala, la simulazione qua, quando ci sono io, ma Valerio sposa totalmente questa filosofia, non esistono figli e figliastri, poi chiaramente uno tifa per i propri colori ciascuna squadra, però
se uno veramente auspica e vuole un calcio più pulito e che attragga finalmente anche le giovani generazioni, che casomai si scocciano perché giustamente casomai non hanno avuto manco il tempo del sacro fuoco attraverso il nonno, eccetera. Quindi ci sono dei passaggi iniziatici, no? che forse oggi sono un po' meno certi. Poi va anche detto che casomai una generazione, tutte queste stupidaggini, come per esempio il popolo femminile, che è giusto che segua se ha interesse il calcio, beh, loro si rompono le scatole, ma hanno ragione, cioè tutte queste menate, è quell'idea centrocentrica, calciocentrica che va un po' smitizzata. Mi piace tanto. Signori, Rita ci chiede un piccolo spazio musicale Messico 86 per i 400. Io vi invito a seguirlo integrale, un io non pochino posso su tutte. mettere il mio. Siamo a 400, 399. Io per la coerenza e i contesti, quando ci sto io non posso. Quindi mettetelo perché c'è il mio in meno. Sì, ma ci siamo arrivati, ma Guido fa così. Guido quando è presente non lascia il suo like perché si sente di lasciarlo a se stesso e non fa bene, purtroppo non fa niente. 3 ore di live. Guido, io ti ringrazio tantissimo. Oggi... Ti ringrazio tantissimo. Spero Adoro questa cosa dei numeri perché così vediamo proprio le cose che ci dicono che non da dove escono queste? Non corrispondono proprio alla realtà. Nel caso poi te lo chiede adesso, oppure tu li citi, attenzione, da dove sono presi? Perché è importante citare la fonte. Sono i numeri ufficiali della Lega Serie A. Semplicemente io mi organizzo i miei file, li aggiorno partita per partita di tutte le squadre. Ovviamente avendo impostato la formuletta un po' pieno uno lo sa fare, perché no, attenzione, non è che diciamo sbagli, no, se tu imposti ti devi mettere di santa pazienza un giorno impostare le formule nel foglio Excel, che io ovviamente non mando perché quello è solo lo screenshot, e quindi non c'è manco la possibilità che io sbagli le addizioni, le sottrazioni, le percentuali, eccetera, perché una volta che hai impostato correttamente no, così spiego anche. No, ma poi a me piacciono, non sono tutti freddi questi numeri, perché quando tu metti per esempio il Verdino sotto allo 0 non è perché Spalletti non l'ha fatto giocare, ma perché non c'era. Non lo può, quindi ti spiega un pochino di più, no? Per esempio l'anno scorso ci siamo chiesti fino alla fine, ma perché Demme non ha parlato? Allora non ha giocato nelle ultime partite. Alcune volte non c'era. Non c'era proprio a disposizione la schermata di tutte. No, ci tenevo alle amiche e agli amici bellini spiegare, no? La fonte è quella ufficiale, quella non è mia, perché poi a volte nelle trasmissioni vediamo Lozano e 3 trasmissioni, numeri tutti diversi da quelli da Guido, spesso molto inferiori. No, la fonte è quella, è l'unica, perché tu devi prendere la fonte ufficiale, quindi della Lega. Esattamente. E il calcolo è fatto dal liberatore elettronico. Una volta che tu conosci come funziona un file, un foglio Excel, imposti le varie formule, io ne ho vari di statistica, e quindi insomma poi devi avere semplicemente la pazienza, partire per segnali di tutte le squadre. Io mi metto quelle del Napoli, ma ovviamente studio in paragone anche quelle delle altre squadre, perché sennò sarebbero infinite le trasmissioni di valore. Quindi è importante, se qualcuno ti fa delle osservazioni, ma non altre cose possiamo discuterne. Esatto. Su queste no. Ed è al minuto, compreso recuperi. Tant'è vero che oggi sono 100, perché poi ha aggiunto 3 minuti di recupero, 6 minuti di recupero, ma ha dato un altro minuto di recupero. Se vuoi poi ti mando il file PDF, per dire, ufficiale, e quindi sono 100 minuti. Ma quei 10 minuti tu li devi conteggiare, invece spesso non vengono conteggiati, perché 10 oggi, intanto Di Lorenzo, se uno moltiplicasse i minuti di Lorenzo per le partite giocate senza i minuti di recupero sarebbero di meno, invece quello già si è fatto una partita in più. Perché vedete 5, 6, 100, 91, 100, cioè, nelle ultime 2 partite, 3 partite, ha fatto 21 minuti in più, che sono più dei minuti che ha fatto Mertens oggi per in tutta la partita. No, vabbè, era una battuta. No, però ci sta, si accumulano. Si accumulano. E questo era un abbraccio veramente a tutti. Grazie.
forse ma io auguro che gli ha risposto secondo me bene l'amico Co-Production. Se avete giocato benissimo, è finita giustamente 0-1. L'importante è buttare il pallone dentro senza problemi. Se giocherete tutte le partite con questa carica agonistica vi salverete, che questa è una cosa che io condivido. Se ci mettono questa voglia di giocare pallone su pallone, perché poi comunque hanno raddoppiato molto spesso l'ultimo sforzo proprio fino alla fine, qualche punto lo racimoleranno in attacco. Gli servono 2 giocatori, non nemmeno 152 giocatori medi da affiancare a Ribéry, che è anzianotto eccetera, però ha una classe cristallina, ma non può portare la croce da solo. Gli serve un giocatore a centrocampo e uno che sia un Immobile dei poveri, detto con onestà, non perché chiaramente Immobile, magari uno della Serenità viene Immobile a giocare, però per dire quel tipo di giocatore che in Serie A pesa, che segna, perché alla sua età ma Ribéry si fa sentire i piedi e lo stare in campo, la posizione, il timing. Oggi alla fine lui un passaggio ha fatto, si è preso un'espulsione, non solo quello, però per dire ragazzi, questa è gente che sa giocare a pallone, e quindi con 2 giocatori buoni, chiaramente non Ribéry, perché come fai a permettere, avendo quel grimaldello lì è importante, però gli servono secondo me, o a meno che non c'è una crescita di alcuni elementi di squadra, e anche giocatori come Ribéry durante gli allenamenti sono importanti, fanno crescere soprattutto i giovani, quindi secondo me è stato un acquisto non solo di facciata della Salernitana. È anche bello che è un campione che insomma ha vinto trofei importantissimi, no? Si è venuto a calare in una realtà neopromossa in Serie A per salvarsi. Questi sono bagni di umiltà, perché non è andato a giocare, il Ribéry può andare a giocare in campionati arabi e in America, si riposa perché comunque sono meno intensi, prende una botta di soldi, ma probabilmente non sente quell'adrenalina, sa che sta un po' bluffando, no? Vedete lì è facile, mi piace vincere facile. Ha detto vengo a giocare per la quart'ultima posizione, pensa un po', può darsi saldi, però sono bei segnali dello sport, io lo dico. Pure l'approfondimento sulla Salernitana, che cosa vuoi di più? Guido Gentile, grazie mille. A voi, un abbraccio. Un abbraccio forte. Vi voglio bene a tutti, grazie mille per il supporto, per la presenza, per i like, per la qualità delle domande. Sono veramente contento. Sono veramente contento, non solo per il percorso che sta facendo il Napoli, per come stiamo crescendo tutti come community, proprio il livello si alza e tra le varie cose che servono a una squadra per vincere, servono anche dei tifosi all'altezza. Noi stiamo facendo la nostra parte. Poi non si può sperare che sia sempre così dappertutto, però sono contento, così l'ho detto, Fabio. Con chi parliamo? Cantonio, il famoso Cantonio. Signori miei, un abbraccio a tutti, grazie, ma vi amo molto più io sicuramente. Grazie a tutti agli amici bellini, grazie, prego, ciao a tutti, buonasera, domande per entrambi, ma mi dispiace Max, le recuperiamo poi in settimana, pesa tanto fare una singola partita, fare a meno una singola partita insieme, sì, un pochino sicuramente peserà, ma ne parleremo tranquillamente e approfonditamente domani con parole di Spalletti, approfondimento tattico, vediamo se escono 2 video separati oppure no, dipende da come sto di genio stanotte, se vado in giro a fare il pazzo con Halloween non lo so, non so niente, la sigla, poi fuochi d'artificio eccetera eccetera, no, meglio che andiamo in sigla. Big Mac, Stellina, sì, hai ragione. Un abbraccio, ciao. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla tela, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia.
Cioè, ho visto una cosa, boh, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.